La seduta riprende. Allora, l'unico emendamento che trovate nel MaxiGov è un sostitutivo ed è il MaxGov.2 che trovate nel vostro tablet tra i fuorisacco. Sì, ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca. Prego, onorevole. Abbiamo presentato dei sub noi per quanto riguarda il MaxiGov. Quelli sono aggiuntivi, questo è un sostitutivo. Ah, ok, grazie. Quindi non fanno parte, va bene? Grazie. Quindi mettiamo in votazione l'emendamento MaxGov.2. Parere della Commissione? Favorevole. Mettiamo in votazione, il Governo non c'è bisogno. MaxGov.2, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo a votare il MaxiGov. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Adesso votiamo, ci sono le tabelle. Non ho capito. Prego, onorevole De Luca. I sub al MaxiGov. I sub al MaxiGov che sono aggiuntivi sono stati respinti tutti. C'era soltanto un sostitutivo. Io questo non ho capito. Quindi i sub che noi abbiamo presentato sono stati dichiarati inammissibili. Mi faccia sapere questo. Sì, sono tutti quelli che ha presentato. Aspetti un attimo però, un secondo e faccio una verifica. Ecco, scusate, fatemi capire. Sì, sono tutti inammissibili quelli lì. E il motivo? Perché sono aggiuntivi, non abbiamo messo nessun aggiuntivo, solo ed esclusivamente un modificativo. Va bene, presento ora vediamo. Grazie. Grazie. Allora adesso mettiamo in votazione l'emendamento TabGov G. TabGov G. La tabella G nuova. La tabella G nuova, mi dicono dagli uffici, che è allegata all'articolo 125. Allora mettiamo in votazione la... Non ho capito, ha chiesto di intervenire? Sì? Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ardizzone, prego. Grazie Presidente, tra l'altro scusatemi per la voce, ma stiamo trattando la tabella G, giusto? G. TabGov G, sì. Perfetto. Sarò breve e utilizzerò il mio ultimo filo di voce per parlare di questa cosa. Io ho già espresso all'assessore Falcone i miei dubbi sul fatto che il capitolo sulle case rifugi per le donne vittime di violenza non solo non copre quella che è la richiesta, perché da determina... Scusate, un attimo, già io sono senza voce. Ho capito, ma rinviate. Presidente... Colleghi, gli ultimi 10 minuti per favore, di pazienza. Ma non è che i colleghi ci dicono di non intervenire, dai. Onorevole Paci. Completi l'intervento per favore, onorevole Ardizzone. Giustamente siamo tutti stanchi. Cerchiamo però di agevolare la collega Ardizzone che è senza voce. Prego, collega. Grazie Presidente. Tra l'altro sarò brevissima. Dicevo, ho già informato l'assessore del fatto che secondo la determina di impegno dell'anno 2022 il Dipartimento ha avuto una richiesta per gli enti locali di case rifugio, per coprire le rette alle case rifugio per 5 milioni. Noi già precedentemente stavamo stanziando solamente 1,5 milioni che adesso mi ritrovo nelle tabelle, tra l'altro tagliate, di altri 50.000 euro. Cioè non solo non sono sufficienti, noi ora stiamo ulteriormente tagliando. L'assessore mi sembra di aver capito non fosse interessato, dicendomi tra l'altro che la copertura finanziaria sul capitolo che io ho inserito nell'emendamento, che comunque può essere cambiato, prendo atto del fatto che mi dice non ci sia copertura. Non ci credo, però ne prendo atto.
il governo si assumerà le responsabilità delle conseguenze di quello che sta facendo. L'importante è che poi il 25 novembre, quando facciamo le giornate internazionali a favore delle donne vittime di violenza, poi ci ricordiamo che durante l'anno, quando dobbiamo seguire dei semplici passi per ottenere degli obiettivi di un percorso che tra l'altro è nato con il governo precedente, con il governo Musumeci, perché gli enti locali riconoscono che i primi anni del governo Musumeci il discorso delle rette alle case rifugio andava bene e funzionava. Questo governo si prende atto e si assume le responsabilità del fatto che sta creando serie difficoltà a quelli che sono gli enti locali, che devono e si trovano costretti ad approvare debiti fuori bilancio uno dopo l'altro in merito a questa questione. Grazie. Grazie onorevole Ardizzone. Ok, ho già parlato. Allora chiedo il parere, votiamo Tab Gov G, chiedo il parere della Commissione. Governo? No, Favorevole. Favorevole? Ok, allora chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Votiamo l'articolo 125. No, non votiamo l'articolo 125. Votiamo l'articolo 125. C'è il voto contrario del Movimento 5 Stelle. Votiamo l'articolo 125. Andiamo a votare l'articolo 125. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Allegato 1. Dopo dove? Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sunseri, ne ha facoltà, prego onorevole. Nei confronti del governo, ma per comprendere un po' meglio, diciamo, le tabelle presentate dallo stesso. I tagli che vediamo, dico, sono volontà esplicite da parte del governo, cioè state volontariamente tagliando allo stabile di Catania, al Teatro Massimo, ai disabili, allo zootecnico, allo zooprofilattico, all'incremento ippico, cioè è un taglio discrezionale, intendete ripristinare questi capitoli in assestamento di bilancio? Ma giusto per capire quali sono le volontà, perché questa è una tabella nuova che ci è stata consegnata 10 minuti fa, quindi per noi è veramente materia assolutamente sconosciuta, mai trattata neanche in Commissione Bilancio. Cioè questi tagli sono delle cose che intendete portare avanti, volete ripristinare al primo assestamento, oppure è proprio volontà del governo tagliare? Avevo poco fa davanti le riserve. Il Teatro Stabile di Catania passa da 2,3 milioni con 100.000 euro in meno, 500.000 euro al Vincenzo Bellini di Catania, al Teatro Pirandello 8.000 euro in meno. Ci sono una serie di tagli che stiamo leggendo oggi, cioè adesso. Volevo semplicemente comprendere quali sono, diciamo, le scelte fatte dal governo in merito a queste riduzioni. Tra l'altro neanche sono nell'anno corrente, anche negli anni successivi. Quindi è chiaro che c'è, diciamo, una linearità nel taglio. Solo per avere qualche informazione in più, grazie. Assessore Falcone, vuole dire qualcosa? Se no mettiamo direttamente in votazione. Mettiamo in votazione, Presidente, sì. Va bene, mettiamo in votazione. C'è Tab Gov al Tab Gov al 1.1, che è un subemendamento del governo. che è un subemendamento del governo. Modifica due capitoli della Tab Gov. Che modifica due tabelli della? Due capitoli di Tab Gov 1 che poi voteremo. Due capitoli della tabella Gov 1? Sì. Ok. Dell'allegato. Dell'allegato 1, perfetto. Allora, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Voto contrario del PD, voto contrario del Movimento 5 Stelle. Tab Gov, Mettiamo in votazione il Tab Gov allegato 1. Tab Gov allegato 1. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato col voto contrario del PD e del Movimento 5 Stelle. E con l'astensione dei due gruppi dell'onorevole De Luca. Ora che cosa dobbiamo votare? Tab Gov, Tab 1. Ragazzi, avete una fantasia. Allora, passiamo a votare Tab Gov, Tab 1. Allora, passiamo a votare Tab Gov, Tab 1. Stiamo sembrando
con questi acronimi? Va bene. Parere della Commissione? Favorevole. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Voto contrario del Movimento 5 Stelle, del PD. Astensione? Astensione dei due gruppi Cateno De Luca. Votiamo l'articolo 126 con le allegate tabelle. Mettiamo in votazione l'articolo 126 con le allegate tabelle modificate. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato con il voto contrario del PD, l'astensione dei gruppi dell'onorevole De Luca. Onorevole Gracolici, prego. No, io non voglio, capisco che... Buoni ragazzi, buoni. Sono le 3 del mattino e non vorrei, appesantire già una situazione pesante, però ho visto alcuni emendamenti. Vorrei che il governo mi chiarisse una cosa. Ho letto l'emendamento A227 che abroga una norma che sostanzialmente consente che prevede l'obbligo di nomina da parte del governo regionale di persone che abbiano alcuni requisiti, tra i quali quello di essere in servizio e a tempo indeterminato. Si abroga questa norma per fare cosa? Per nominare pensionati o precari? Perché se abroghiamo una norma che prevede che per essere nominati in organi partecipati, controllati, debbano essere in servizio e a tempo indeterminato, è evidente che si vuole nominare chi non è in servizio o chi non è a tempo indeterminato. Chiaritecelo, perché mi pare, ora possiamo votare tutto, ma... Prego, Assessore Falcone. Presidente, infatti abbiamo voluto che si discutesse norma per norma, perché è meglio, perché così dobbiamo anche chiarire. Poi, come dire, l'Aula è sovrana. Allora, succede questo. Sino al 2020 i componenti degli uffici di gabinetto esterni, essendo però in servizio, se nominati nelle partecipate, quali commissari o altri nomi, non dovevano passare in commissione prima, affari istituzionali, perché erano in servizio. Nel 2020 si fece una norma con la quale si aggiunse la parolina o le due paroline a tempo indeterminato, per cui chi era in servizio nell'ufficio di gabinetto ma non a tempo indeterminato perché sono esterni, devono invece dal 2020 passare in commissione affari istituzionali se vogliono essere nominati. Soltanto questo. Se l'Aula ritiene che chi è in servizio debba, come dire, passare comunque, ancorché all'interno dell'ufficio di gabinetto, debba comunque andare all'interno, debba passare al vaglio della Commissione Affari Istituzionali, lasciamo tutto il mondo così com'è. Se invece norma di buonsenso, come era prima del 2020, chi è componente dell'ufficio di gabinetto, siccome è in servizio, è chiaro che non dovrebbe passare. Però, ripeto, è una norma che è stata chiesta, la mettiamo alla valutazione. Grazie, Assessore Falcone. Allora, cominciamo. Prego, onorevole Gracolici. Ha fatto bene a chiarire. Però vorrei ricordarle, visto che lei è vecchietto come me di anzianità, le voglio ricordare che per bocciare la prima commissione le nomine fatte dal governo occorre che siano bocciate dai 2/3 degli aventi diritto, cioè cosa praticamente impossibile, non solo perché la maggioranza gode di essere maggioranza in commissione, ma avere i 2/3 della commissione che respinge una nomina e, tranne se non si nominano cose abbastanza improbabili, difficilmente succede. Quindi io non vedo qual è i tempi. Ragazzi, grazie, onorevole Gracolici. mi pare veramente... Velocemente ha chiesto di intervenire l'onorevole Miccichè, prego. D'accordo con l'onorevole Falcone.
nel senso che secondo me quello fu un errore che abbiamo fatto, perché si perdono tempi inutili, perché comunque, proprio per quello che dice lei, Gregorici, la prima commissione, come dire, o non c'ha i numeri per bocciarlo, o comunque si perde tempo per farle andare in prescrizione. Diciamo che io, fosse per me, le eliminerei tutte i passaggi dalla prima commissione. È giusto mantenerli in modo che l'Assemblea abbia contezza di quello che si fa. Ma ha ragione, è perfettamente inutile questo passaggio dalla commissione, per me è una perdita di tempo. Per cui, per quanto mi Grazie, onorevole riguarda, Miccica, sono momento assolutamente storico, tra favorevole. l'altro. Dare ragione al Falcone, grazie. Allora andiamo all'A189, mettiamolo in votazione, chi è favorevole resti seduto. C'è un refuso nel A189. Gli esercizi finanziari 2021-2023 sono da intendersi 23-25. Quindi apponiamo questa modifica 2023-2025 così come emendato e mettiamo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Mettiamo in votazione l'A190. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Mettiamo in votazione l'A191. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Mettiamo in votazione l'A192. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Mettiamo in votazione l'A193. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Mettiamo in votazione l'A194. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Su cosa? Ha chiesto di intervenire l'onorevole Abbate. Grazie Presidente, una domanda per quanto riguarda l'assessore Falcone. Siccome quando abbiamo votato l'articolo 2,5 per quanto riguarda le calamità, ha preso l'impegno di inserire l'emendamento per ulteriore somme per le calamità, le altre due ordinanze che erano state inserite, allo stato attuale vedo che all'interno non ci sono. È una dimenticanza rispetto all'impegno che si era preso o è una scelta politica su questa direzione? Prego, Assessore Falcone. Presidente, ad onor del vero, l'onorevole Abbate ha ragione, è stata una dimenticanza perché ne avevamo parlato nel pomeriggio quando avevamo chiesto la cortesia di estendere la norma che riguardava soltanto un territorio, l'abbiamo estesa ad altri territori, così come anche l'onorevole De Pasquale e altri avevano chiesto. L'ho capito, no. La cortesia, noi diciamo un garbo per garbo, comunque per giustizia sociale, per giustizia sociale abbiamo fatto, avevamo però preso al contempo l'impegno, anche alla luce dei fatti che sono successi, di proporre una norma con l'FSC di 5 milioni di euro che guardasse anche a queste calamità. Se vogliamo, noi la norma l'abbiamo, magari alla fine se c'è la condivisione di tutti la si potrebbe anche, apprezzare. Mettiamo in votazione l'A195, è approvato. Mettiamo in votazione l'A.196, è approvato. Mettiamo in votazione l'A197. Chi ha chiesto di intervenire? È approvato. Mettiamo in votazione l'A198, è approvato. Mettiamo in votazione l'A199, è approvato. Mettiamo in votazione l'A.200, è approvato. Onorevole Gregorici, in funzione del suo accorgimento sull'A200 facciamo una riscrittura, quindi lo accantoniamo e passiamo. Grazie. Lo dice al microfono, così lo scrivono dagli uffici, gentilmente. Basta scrivere dall'ultimo. Cosa? Basta scrivere?
Assessore, nell'ultimo rigo, al posto della presente disposizione, eccetera, eccetera, si scrive in deroga alle disposizioni di vincolo previste dalla legge istitutiva del parco. Ok, parere del Governo rispetto a questa riscrittura? Favorevole. Benissimo, parere della Commissione? Favorevole. Quello di prima è superato ed è sostituito con l'emendamento dell'onorevole Cracolici. Mettiamo in votazione la 200 così come emendato. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Passiamo alla 201. Mettiamolo in votazione. È approvato. Passiamo alla 202. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro, prego. No, sul comma 2 c'è da cambiare sulla non costruzione. Dobbiamo cambiare perché forse c'è stato un refuso nella scrittura. Invece di manutenzione è costruzione. Ma dice all'1 o al 2, onorevole Catanzaro? Ma costruzione? Sì, quindi casseremmo manutenzione straordinaria. Quindi cassare manutenzione straordinaria e scrivere costruzione, questo ha detto. Solo al comma 2. Al comma 2 cassare manutenzione straordinaria e scrivere costruzione. Realizzazione. Grazie per l'accorgimento all'onorevole Pace. Quindi sostanzialmente il comma 2 sarà così sostituito. È concesso un finanziamento di 850 milioni di euro al Comune di Sciacca per la realizzazione dei capannoni, eccetera, eccetera. Per la realizzazione dei capannoni. Per la realizzazione dei carri. Realizzazione. Realizzazione, va bene. Allora, A.202 così come emendato, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. A.203, mettiamo... Ha chiesto di intervenire l'assessore Falcone, prego. Allora, si sta costituendo in maniera, io dico anche opportuna, un fondo presso l'assessorato alle infrastrutture per poter intervenire nella riqualificazione urbana. Molte volte succede che non c'è un euro in assessorato e al di là dei fondi extraregionali che per essere utilizzati necessitano di un progetto, se dobbiamo intervenire per fare interventi di manutenzione straordinari da 100.000, 150, 80.000 euro, i comuni molte volte hanno delle difficoltà, non sanno a quale santo votarsi. Con questo emendamento creiamo un fondo e l'assessore può via via erogare ai vari comuni. Grazie assessore. Prego, onorevole Cracolici. E necessita un subemendamento, previo avviso pubblico, perché se no siamo a sportello e stiamo parlando degli enti pubblici. Previo avviso pubblico, perché tutti devono sapere che è possibile questo strumento attivato direttamente dall'assessore. Non c'entra l'assessore, previo avviso pubblico, perché stiamo parlando di soldi pubblici in aree pubbliche, anche delle chiese, perché è previsto anche per le chiese ed è giusto che anche le chiese possano essere utilizzabili da questo punto di vista tramite un avviso. Va bene, parere del Governo. No, Antonello, noi siamo contrari. E fallo, Va bene, allora intanto nel frattempo che lei prepara il subemendamento, va bene, noi lo accantoniamo e andiamo al 204. C'è la riscrittura 204R fuori sacco. C'è la riscrittura del 204R nel fuorisacco. Di chi è?
Stiamo predisponendo l'emendamento, onorevole Cracolici. Sì, ma non stiamo andando avanti intanto, mentre lo scrivono. Siamo al 204R. A firma di... vabbè, non importa. Governo sulla riscrittura? Vabbè. È Falcone, pure Falcone. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. 204R è approvato. Andiamo al 205, no? 205. No, ancora no. Il 204 sta. 205, poi quando è pronto l'emendamento lo passate. La 205, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. La 206 lo mettiamo in votazione, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. La 207 lo mettiamo in votazione, è approvato. La 208 lo mettiamo in votazione, è approvato. Scusami, la 207 è firmato dal governo, anche se non risulta. È firmato dal governo. La 207 è firmato dal governo. Per precisazione, la 207 è firmato dal governo. La 209 invece lo mettiamo in votazione, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. La 210 lo mettiamo in votazione, è approvato. La 211, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Ah, 200? L'abbiamo approvato. È approvato la 208. Sì. Siamo al 212. Sono tutti approvati tranne il 203 che c'è la riscrittura ed è accantonato. È arrivato questo subemendamento? Sto firmando Cracolici. A 212. Onorevole Cracolici, gliela metto una firma per favore. Ma io lo metto, io lo scrivo. Metta anche il civico. Così. 212. La 212 lo mettiamo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. La 213, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. La 214 lo mettiamo in votazione, è approvato. La 215 lo mettiamo in votazione, è approvato. La 216, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. La 217 lo mettiamo in votazione, è approvato. La 218 lo mettiamo in votazione, è approvato. È arrivato l'emendamento dell'onorevole Cracolici? Ragazzi, ce l'abbiamo? Lo avete già caricato? No, possiamo fare però Mettiamo in votazione la 219, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Mettiamo la 220, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. La 221, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Mettiamo in votazione la 222, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Mettiamo in votazione la 223, è approvato. Posso informarmi? Mettiamo in votazione la 224, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Mettiamo in votazione la 225, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Abbiamo il 203. Abbiamo cosa? Il 203. Abbiamo l'emendamento del 203 dell'onorevole Cracolici, è un fuorisacco. Chi è che chiama? Un secondino preciso. Io non lo vedo. Un secondo. 203 io non lo vedo. A231 è stato numerato. È stato numerato A231 oppure A203, è scritto un tantino male. Allora, parere del governo sulla Assessore Falcone?
È l'emendamento di Cracolici. Contrario. Contrario. Parere della Commissione? Contrario. Perfetto. Allora, chi è contrario si alzi. Voto palese? Lo fa il voto palese, per favore? Veda chi l'appoggia. Vincenzo, vai a votare, per favore. Vediamo se lo richiedono. È appoggiata? Sì. Allora, scusate, chiedo ai colleghi di andare al posto. Onorevole Catania. Allora, chi è favorevole all'emendamento dell'onorevole Cracolici vota verde, chi è contrario è rosso. La votazione è aperta. La votazione è conclusa. Non è approvato. Respinta. Votiamo la 203, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Votiamo la 226, voleva intervenire? Scusami, la 226, perché tu lo sappia, è una norma che tu avevi stralciato nel testo. Ok. Voleva intervenire lei? Sul 225, Presidente. Sul 225 è stato votato? No. Sì, è stato approvato. C'erano due subemendamenti al 225 presentati puntualmente al Governo, uno sul comma 4 che riguardava un progetto di salvaguardia della costa del porto di Selinunte, aggiuntivo proprio per quello, e altro emendamento aggiuntivo, un subemendamento aggiuntivo che non so che fine hanno fatto. No. 203 l'abbiamo votato. Abbiamo 3 non ci siamo votati. Allora, siamo alla 226. Mettiamo in votazione la 226. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Mettiamo in votazione la 227. Chi è favorevole Scusatemi, noi si ferma. subito. Ci sono altri emendamenti. Quello degli esterni, l'avete parlato prima? Non ci capiamo, evidentemente. Posso mettere in votazione? Benissimo. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. La 228. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. La 229. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, io non ne ho più. No, ce ne sono altri, però non so dove sono. Lo stanno caricando, un istante. Qua non ne ho più. Neanche tu ce l'hai nel tablet. E allora io ce l'ho quello brutto. Non ce l'ho, ti ho detto non ce l'ho. Votiamo la 230. La 230. Ce l'avete nel fuorisacco? Vedo che c'è un certo interesse su questa 230. Ho capito che dall'area del PD mi sembra che ci sia un certo interesse. Mettiamo in votazione la 230, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Adesso c'è la 234 che è il tanto...
Ce l'ha già caricato sul tablet. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cracolici. No, al di là del fatto che è tardi, capisco, siamo stanchi, ci mancherebbe. E che, come spesso accade, c'è, diciamo, un certo modo di fare politica che consiglia di girarsi la faccia di fronte alle cose che possono apparire urticanti anche nell'opinione pubblica, ma chi mi conosce lo sa che sono abituato a fare anche battaglie in solitudine e di principio. E questa è una battaglia che per quanto mi riguarda faccio in solitudine e di principio contro le grandi ipocrisie che aleggiano nel sistema comunicativo e nell'orientamento e nella opinione pubblica che viene alimentata con tentativi di delegittimare non la politica, ma di delegittimare le istituzioni, con la conseguenza che i cittadini sono purtroppo sempre più lontani poi dalla vita democratica stessa attraverso i passaggi elettorali. E questo è uno di quelli. Presidente, noi abbiamo la legge che si vuole abrogare, che è frutto di questa polemica che si è innescata nelle ultime 48 ore, perché la Sicilia è stata beccata e i deputati siciliani sono stati beccati con le dita dentro la marmellata, perché si sono approvati un aumento di circa 800 e rotti euro al mese. Anche, come dire, la reazione di alcuni colleghi apparentemente sorpresi della serie ma io non me ne sono accorto, io non c'ero, io se c'ero dormivo, ha in qualche modo alimentato questa idea che i deputati siciliani stavano per fare una cosa, la chiamo così, discutibile, e poi non avevano la forza neanche di difendere la propria ragione. Perché faccio questa considerazione? È stato detto, ripetuto, gli uffici hanno applicato una legge della Regione che c'è da 10 anni e che regolarmente in questi 10 anni, cioè dal 2014 ad oggi, regolarmente è stata, come dire, applicato l'articolo 2,2 che prevede la rivalutazione delle indennità spettanti ai parlamentari. Rivalutazione Istat. Qual è il torto che è arrivato nel 2023? Il torto è dato dal fatto che mentre nel 2014, 15, 16 fino al 2022 dell'inflazione non se n'era accorto nessuno, perché l'Italia fortunatamente aveva un tasso di inflazione molto basso, nel 2022 il tasso di inflazione è arrivato ai dati che conoscete ed è stato stimato dall'Istat e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8,2% rispetto all'anno prima. E quindi l'adeguamento è connesso a questo dato. Vergogna, la Sicilia si è fatto un aumento dell'8,2%. Allora andiamo con ordine, lo dico anche al Presidente dell'Assemblea, visto che oggi è stato anche al centro delle cronache per sollecitazioni esterne a questo palazzo, e questo è un ulteriore elemento di delegittimazione di questo palazzo. La legge che si applica in Sicilia
è vigente nella Regione Lazio, approvata addirittura 6 mesi prima di quella della Regione Siciliana. L'articolo 1, comma 11 della legge della Regione Lazio a statuto ordinario, la regione dove ci sono pure esponenti del partito del Presidente dell'Assemblea, visto che il partito del Presidente dell'Assemblea stamattina si è particolarmente indignato di questa iniziativa assunta dalla Regione Siciliana, vorrei ricordare che anche nel Lazio non hanno fatto notizia, ma anche nel Lazio dal 1° gennaio 2023 sono aumentate le indennità, così come prevede l'articolo 1, comma 11 della legge 4 del 2013. La stessa cosa è avvenuta in Trentino Alto Adige, la stessa cosa avviene in Umbria. Vorrei ricordare regioni, anche queste amministrate da governi, ma qui non c'entra chi governa, lo dico soltanto per evitare che le ipocrisie diventino ulteriori. La stessa cosa della Regione Sardegna. Ci sono altre regioni che applicano la rivalutazione Istat ancorché non espressamente prevista nelle leggi regionali, proprio perché è considerato un dato ovvio. Perché ho fatto questo ragionamento? Perché noi possiamo abrogare tutto quello che vogliamo. Vorrei ricordare ai colleghi che stanno proponendo l'abrogazione, e ripeto, io non mi straccio le vesti di nulla, però se vogliono abrogare l'articolo 2, comma 2, hanno dimenticato che c'è un'altra legge regionale, che è la legge che consente la legge 19 del 2019, onorevole De Luca, che riguarda i principi di rivalutazione contenuti nell'articolo 2, in particolare per le persone che sono in pensione. La legge 19, vi ricordo che è una legge, l'onorevole Miccichè ricorda bene, perché siamo stati l'unica regione che ha difeso un principio e ha vinto anche davanti alla Corte Costituzionale, se non per un fatto della temporaneità, che era un fatto assolutamente marginale. Bene, quella legge prevede, sempre all'articolo 2, comma 2, che gli importi degli assegni vitalizi e dei trattamenti pensionistici diretti e di reversibilità sono soggetti a rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e di variazione dei prezzi al consumo, come pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale. Perché ho voluto citare anche questo articolo? Perché attenzione, che a forza di fare demagogia a chi insegue l'ultima demagogia, noi ci stiamo avviando in un crinale che anche chi ha fatto demagogia negli anni scorsi alla Camera e al Senato è stato poi costretto a fare marcia indietro, perdendo tutti i ricorsi, malgrado Camera e Senato siano organi. Qui c'è il Presidente della Regione che ha fatto nella sua vita anche un altro lavoro, mestiere politico, ha fatto pure il Presidente del Senato e ricorderà che sono organi in autodichia e quindi sono loro stessi che giudicano sui ricorsi presentati. Malgrado tutto ciò hanno dovuto riconoscere le ragioni di chi ha presentato il ricorso. Figuratevi i tribunali amministrativi, che non sono, come dire, appunto ai quali siamo soggetti noi come organo legislativo, ma non in autodichia, dovranno eventualmente giudicare ricorsi presenti e futuri rispetto a una legge che intanto vogliamo abrogare oggi, quando sarà pubblicata in Gazzetta. Ricordo a tutti che le leggi si attuano nel momento in cui entrano in vigore, non hanno effetto retroattivo. Quindi
Lo dico perché qui con sta storia che ognuno pensa di poter, stamattina avevo sentito dire che ci si apprestava a presentare un ordine del giorno per sospendere l'efficacia della legge e un nuovo istituto del diritto, cioè con un ordine del giorno blocchiamo una legge. Per bloccare una legge bisogna abolire la legge, non si fa un ordine del giorno. E allora, Presidente, io questo intervento lo faccio perché mi sento un uomo libero e non mi vergogno della passione con che ci metto nel mio lavoro, anche rispetto a questi temi, che so essere in controtendenza con l'opinione pubblica che ci vorrebbe, come dire, tutti, forse ha ragione Miccichè, sarebbe opportuno fare un emendamento che dice si fa il deputato alla regione siciliana gratuitamente, ma sappiate che ci sarà sempre qualcuno che dirà non basta, non basta. E allora io lo dico, sono contrario a questa demagogia, non di De Luca, non ce l'ho con De Luca, perché capisco che poi ognuno la butta in politica e gioca la sua partita politica, ma proprio perché sono indignato di questo modo di procedere. Io sono contrario, lo ritengo un grave errore culturale e politico di una politica che non sa rispettare se stessa e non può pretendere di essere rispettata dagli altri. Grazie onorevole Cracolici. Ha chiesto di intervenire l'assessore Turano. Perché non mi sento di impegnare il governo, voglio parlare da singolo deputato che ha la fortuna, il privilegio di stare in quest'Aula da parecchio tempo. Io onestamente lo spazio all'onorevole Cracolici di difendere una categoria non glielo voglio dare, lo voglio accompagnare. E qua il problema è questo. Noi siamo nelle condizioni di difendere una categoria oppure siamo succubi di valutazioni populiste che vengono alimentate in maniera ad arte contro l'autorevolezza di questa Assemblea. Io vorrei capire che cosa è successo nel Lazio e non è un problema di abrogare la norma o meno o di rinunciare all'indennità. Non mi cambia la vita. Mi cambia la vita non sapere difendere alcuni principi e mi cambia se questi principi, che sono principi ordinamentali, che regolano la vita del Paese, non dell'Assemblea regionale o della classe politica siciliana, nessuno ha la briga di difenderli. Quindi io intervengo per dire soltanto grazie onorevole Cracolici per l'onestà intellettuale con la quale ha rappresentato una difesa di una categoria che per i discorsi che ho sentito oggi non sa difendersi. Ecco. Assessore Turano ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca e poi l'onorevole Miccichè, Pace e De Luca Antonino. Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ho potuto fare altro che presentare una norma abrogativa per denunciare l'attentato alla nostra autonomia che abbiamo subito in queste 48 ore. Anche perché voi pensate che io mi possa fare pisciare in testa da Roma e fargli prendere i meriti? Perché qui qualcuno si fa tenere al guinzaglio? Voi pensate che io posso accettare che i quotidiani sono pieni della leader Maxima che si permette di bacchettare gli suoi stessi uomini di partito? Voi pensate che io possa accettare che un titolo che non
non abbiamo capito ancora nel contenuto da parte del Presidente della Regione se ha preso le distanze o meno da parte del Parlamento. Posso accettare che porta un gioco al massacro da quest'Aula? Io, che non ho mai campato di politica, ma che avete in testa? Io, che queste 48 ore ho difeso quello che era un automatismo di legge e ho detto anche che la Sicilia viene messa alla berlina quando si tratta di automatismi che devono essere presi in considerazione come l'autonomia al rovescio. Però poi quando subiamo i torti da governi con la loro visione centralista di tutti i colori, non fa notizia, perché tanto noi siamo sudici. Noi dobbiamo continuare a scontare un certo retaggio e una certa visione. Allora scusatemi, visto che è scattato questo gioco al massacro, si è fatta la gara, Presidente del Parlamento, ci sono dei comuni dove ci sono i manifesti di nostri colleghi che accusano noi di aver preso, di aver accettato l'aumento Istat e loro no. Ma siamo pazzi! Se siamo pazzi, e allora mi dispiace. Nella mia follia, ecco l'emendamento che risolve il problema. Anche perché era partita pure la corsa in questo palazzo a inseguire l'adeguamento Istat, l'aumento dei dipendenti, ho sentito di tutto e di più, si stavano preparando emendamenti, non so se qualche collega pure in buona fede, per carità, avrà presentato emendamenti in tal senso. E allora guardate, nella vita c'è un limite oltre il quale io non consento a nessuno di andare. E ne ho anche subito le conseguenze, ne pago il prezzo, ne pagherò il prezzo della mia impertinenza, si chiama dignità e ne ho da vendere. E la rivendico a cospetto di chiunque. Se c'era dignità rispetto a qualunque tipo di attacco mediatico dal quale io non sono sfuggito, mi hanno cercato delle emittenti nazionali e ho risposto semplicemente esponendo i fatti come erano. Colleghi, io potevo anche partire dal presupposto che nel Consiglio di Presidenza dell'Assemblea noi non c'eravamo. Parliamoci chiaramente. Nel luogo dove è stato esaminato e dibattuto il bilancio, noi non c'eravamo. E questo non lo può smentire nessuno, perché ancora i nostri due segretari si devono insediare. Potevamo dire che non c'eravamo e quindi questo bilancio era stato esitato dal collegio dei questori nei quali non ci siamo, che a sua volta era stato dibattuto nel Consiglio di Presidenza nel quale non ci siamo. E ce lo siamo ritrovati qui, all'interno del bilancio del quale non se ne è parlato in quest'Aula. E allora la mia domanda è: chi ha fatto uscire la notizia così in modo immediato? Io lo vorrei capire, cioè non ci siamo resi neanche conto noi, in quest'Aula, di questo meccanismo. E già fuori si sapeva. Ma dov'è la dignità? Dov'è la dignità? E allora rispetto a tutto questo non è demagogia, ma è esattamente la risposta che si deve dare in questi casi. E vedete, ho voluto presentare l'emendamento
E qua non me ne voglia il Presidente del Parlamento. A me non deve venire nessuno a dirmi che cazzo devo fare, va bene? O si chiama Meloni o si chiama La Russa! Quello che io devo fare nella mia funzione, Presidente, non consento a nessuno che lo dica. Grazie onorevole E De Luca. concludo, scusi, e concludo. Mi dia i miei minuti come li ha dati agli altri, per cortesia. Uguali. Quindi anche qui bisogna essere chiari nelle proprie posizioni. Potevo mai accettare qualunque altra forma di ragionamento, ordini del giorno e continuare ad essere massacrati su che cosa? Su una cosa legittima, ha ragione Cracolicina, che gli posso dare torto. Però caro Antonello, alla fine il problema è sempre uno, la dignità. Tu coerentemente hai difeso quello che è una cosa legittima, hai citato esattamente come ho detto io nell'intervista. Ci sono altre regioni, sicuramente, sono delle leggi e non è successo nulla, qua è lo scandalo. Bene. Siccome non ci possiamo permettere, Presidente Schifani, di fronte a questo scandalo, di avere ora in continuazione l'attenzione mediatica, e allora per difendere anche la nostra terra, se permettete, il caso si chiude qua stasera per quanto mi riguarda. Se voi lo ritenete opportuno, poi potete anche bocciarlo, per carità. Ma io quantomeno, Presidente, e senza polemica con nessuno e neanche nei suoi confronti, avevo la necessità, da siciliano convinto, di sfogare nel luogo opportuno, che è questo. Il Parlamento fuori da qui, per me il caso è chiuso e mi auguro che chi ha fatto azioni di sciacallaggio nei confronti di questo Parlamento, componenti di questo Parlamento, tolgano immediatamente i manifesti che ci sono in dei bar, tolgano i post che sono stati fatti, perché obiettivamente questo non solo è un'offesa al Parlamento, ma è un travisamento dei fatti nei confronti dei quali è un metodo politico del quale non mi sono mai avvalso e non consento a nessuno che si possa avvalere sulla mia pelle. Grazie. Grazie onorevole De Luca. Giusto per informazione, non c'è stato alcun intervento da Roma, così come ha detto lei, né da parte di Meloni né da parte di La Russa. I giornali talvolta scrivono delle cose un tantino inesatte, come un comunicato stampa che era stato diramato a nome del Presidente La Russa, che è stato subito smentito. È chiaro che questo automatismo ha suscitato in moltissimi siciliani, in quella che è l'opinione pubblica, giornali, emittenti locali e nazionali, tantissima indignazione rispetto a quella che è la situazione momentanea attuale. Avevamo chiesto anche agli uffici quale potesse essere lo strumento migliore per eventualmente trovare una soluzione, e inizialmente si era intrapreso un ragionamento diverso, che era quello legato all'ordine del giorno. Probabilmente il suo emendamento sarà ancora migliore di quello che era stato proposto. Aveva chiesto di intervenire l'onorevole Miccichene, a facoltà. Può parlare dal posto se vuole, come vuole. Grazie Presidente. Prenderò piano perché mi è finita l'ora. Alle 5 di mattina normalmente mi finisce. Con grande serenità, io sono molto felice che lei abbia smentito questo fatto di non avere ricevuto indicazioni da Roma. La prego di farlo pubblicamente perché non basta qui, perché questo Parlamento, che io adoro anche per motivi che lei capirà, avendoci come dire, vissuto per i 5 anni fino ad oggi in maniera totale, sentendo un obbligo da parte mia, la difesa, la cura, la protezione di questo palazzo e di tutto quello che questo palazzo comporta, cioè l'essere assemblea, l'essere deputati. E l'ho fatto sin dal primo giorno, nonostante l'allora Presidente della Regione, che rispetto al problema dei vitalizi, quando con il deputato Cracolici
che non smetterò mai di ringraziare perché era, come dire, ancora oggi lo è un uomo libero e nella passata legislatura tutti immaginavano che bisognava eliminare i vitalizi, qualsiasi partito, compreso il suo, compreso il mio, ma noi abbiamo deciso di essere seri. Scusate, al governo, se potete evitare di parlare vi ringrazio, perché è un argomento molto delicato, perché quello che io lo dirò 90 su 100, appena esco di qua ci avrò qualcuno che mi tira le pietre perché sono un fottuto amante dello spreco del denaro pubblico. E quindi devo dirlo con precisione, devo stare attento a quello che dico e quindi vi prego di farmi rimanere senza disturbio. Allora noi, quando portammo in aula la legge sui vitalizi, avemmo la spiacevole, come dire, sorpresa che entrando in aula dai giornali leggemmo che il Presidente della Regione aveva dichiarato che era poco quello che aveva fatto Fico e che lui avrebbe fatto di più, rendendoci ovviamente il lavoro molto più complicato. Nonostante questo, con il partito, io ringrazio anche l'onorevole Aricò e l'onorevole Savarino che in quell'occasione furono straordinariamente utili per arrivare alla soluzione finale, nonostante quindi un parere del Presidente della Regione che conta, arrivammo a un risultato soddisfacente. Io e Cracolici ci prendemmo un gran dispiacere quando scoprimmo che il Presidente della Regione non avrebbe fatto opposizione al Consiglio dei Ministri che aveva, come si dice, abrogato, si dice la parola esatta? Impugnato, grazie, che aveva impugnato la legge. Pensate che noi addirittura facemmo insieme agli ex parlamentari una difesa così, diciamo, per telefono, perché la Regione, per la prima volta nella storia della Regione siciliana, non si difese sull'impugnativa del Consiglio dei Ministri. Nonostante questo, nonostante la Regione non avesse presentato difesa nell'impugnativa, la Corte ci ha dato ragione e ha reso assolutamente valido quello che avevamo scritto. Ma il risultato vero e straordinario è che la Corte ci diede ragione. Mi date un goccio d'acqua, per favore. Ma poi lo stesso Parlamento nazionale, che era quello che aveva fatto questa norma, non c'è il Michele, che aveva fatto questa norma, mi fece una telefonata dalla Camera dei Deputati che ho ricevuto personalmente, con cui mi si chiedeva di mandare loro la legge nostra, perché avendo perso tutti i ricorsi e avendo un problema serio, che vi dico che ci sarà pure questa volta con il Consiglio di Presidenza, avendo un problema serio, e cioè avendo accantonato, così come la legge prevedeva, i fondi per eventuali possibili ricorsi. Ricordo prima legge nella storia del mondo che viene fatta chiedendo di accantonare i soldi, casomai la legge non fosse valida. Nonostante questo dimenticarono di accantonare le somme per interessi e spese legali. Avendo perso tutti i ricorsi, avrebbero dovuto pagare di tasca loro, onorevole Galvagno, cioè il Consiglio di Presidenza, di tasca propria, avrebbe dovuto pagare tutti gli interessi legali e tutti gli interessi di mora sul rimborso avendo perso i vitalizi. Mi chiesero di presentare io la legge a loro per poterla copiare. Allora, io chiedo ai miei amici dei 5 Stelle, perché sono persone veramente per bene, brave e oneste, smettetela. Noi oggi abbiamo subito
ripeto, la smentita di Galvagno mi rende felice, ma di fatto sui giornali abbiamo subito un'imposizione romana su quello che si deve fare in questa assemblea. Non è la prima, state attenti, Galvagno lo sa, meglio che non ne parliamo. Non è la prima imposizione romana che abbiamo subito, ma su una cosa che è assurda, cioè tutti gli italiani, tutti, tranne quelli a contratto, hanno l'adeguamento Istat del loro stipendio, perché l'adeguamento Istat non è un'offesa, è soltanto il recupero del costo della vita che aumenta, non è un aumento di stipendio. E noi non abbiamo chiesto niente, è automatico, come per tutti, come per i bancari, come per gli operai, come per i dirigenti, per tutti in Italia. Ma noi siamo sempre schifo, noi siamo sempre lo schifo del Paese, per cui dobbiamo comunque essere puniti. E allora io avevo fatto una proposta e ho presentato un emendamento che il Presidente, credo legittimamente, non mi ha ammesso perché è anticostituzionale. E allora io dico che però comunque bisogna pensarci a questo. Da 30 anni il Parlamento nazionale e regionale diminuisce il proprio stipendio, da 30 anni. La prima volta importante fu col Presidente Schifani, Presidente del Senato, e l'onorevole Fini, Presidente della Camera, con cui di fatto vennero tolti i vitalizi, ma era come se non fosse stato fatto. Dal giorno dopo fummo insultati sempre e abbiamo dovuto inseguire chi ci insultava per tagliare qualche altra cosa. E continuiamo a inseguire chi ci insulta per cercare di farli contenti. E quelli ci insultano ancora di più. Lei può stare sicuro che appena leviamo l'adeguamento Istat, il giorno dopo ci prendono per merda uguale. Non creda che qualcuno dice finalmente i parlamentari sono bravi, se lo levi dalla testa. Diranno che facciamo schifo perché abbiamo la 13ª e non ce l'abbiamo. Comunque facciamo schifo. Allora la mia proposta io la faccio seriamente, non è una provocazione. Eliminiamo lo stipendio. E chiudo subito. Eliminiamo lo stipendio, troviamo una formula diversa per avere quelle 4 lire che ci servono, quantomeno per le spese che abbiamo, e facciamo i missionari. Io non ne posso più di essere insultato dalla gente. E la verità vera è che la gente si insulta perché noi glielo chiediamo, perché noi glielo suggeriamo. Noi glielo suggeriamo. Basta. Vi supplico, basta, ma un minimo di serietà, basta queste cose. Abbiamo uno stipendio che è quello che bisogna avere, che abbiamo tutti. Io non rubo e non ho altri soldi e arrivo comodamente a fine mese. Chiedo scusa a chi ci arriva meno comodamente di me, ma quello arrivo a fine mese. Non ho yacht, non ho ville, non ho grandi macchine o grandi pellicce, perché non rubo. Perché è quella la categoria che va colpita. Sono quelli bastardi, sono quelli che rubano, che distruggono questa categoria. Noi non rubiamo, ragazzi dei 5 Stelle, non ci massacriamo per favore. Indichiamo noi quelli che rubano, perché tanto li conosciamo. Questo dobbiamo fare, se vogliamo rendere pulita la nostra isola e vogliamo rendere pulita la politica. Basta con questo automassacro. La ringrazio, Presidente, per il tempo che mi ha dato in più, la ringrazio per la sua smentita. Però, Presidente, ho concluso, questa Assemblea è sua, la difenda, sempre e comunque, perché il compito del Presidente è difendere il proprio ente, anche se qualche volta non fosse d'accordo. Grazie. Onorevole Miccichè, ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca e poi Pace. Facciamo... Vai. Grazie Presidente. Io chiedo di intervenire perché oggi non ho avuto il privilegio di essere intervistato da una delle televisioni. Stranamente sono entrato da Piazza del Parlamento.
Quindi siccome non ho avuto questo privilegio di dire la mia, ne approfitto per dirla davanti ai miei colleghi, perché visto che sono un deputato novello, è giusto che ci conosciamo. E penso di interpretare il sentimento di tantissimi, forse tutti o la stragrande maggioranza dei miei colleghi, che non per mancanza di coraggio, ma per pudore non dicono ciò che realmente pensano. Presidente, io sono stato, l'ho detto tante volte, sindaco di una città e in alcuni momenti mi sono autoridotto l'indennità. Ho usato la mia macchina, venivo in missione a Palermo e potete andare a controllare se sto dicendo la verità, e non portavo nemmeno lo scontrino del panino perché non andavo al ristorante. Ho messo tante firme e non so quante ne ho omesso di mettermi. Non sono stato mai sfiorato di alcun avviso di garanzia, di rinvio a giudizio. Oggi io mi ritrovo a difendere un atto che non ho avuto il piacere di votare perché l'avrei votato, perché abbiamo approvato il bilancio dell'Assemblea. E mi ritrovo a difendermi come parlamentare da un attacco inverosimile che mandiamo al mittente, e mi dovrei vergognare di qualcosa che io non ho chiesto e non ho fatto. I miei genitori, mio papà non c'è più da tanto tempo. Presidente, mi hanno insegnato che bisogna vergognarsi soltanto se si ruba. Io non ho mai rubato e non mi vergogno. Mi vergognerei se io avessi rubato nella mia vita. Io ritengo che i siciliani che ci hanno mandato qua, colleghi dei 5 Stelle, ci hanno eletti sapendo che noi dobbiamo ricoprire un ruolo e che questo ruolo ha degli appannaggi, anche di natura economica. Io, come tanti altri, vivo il territorio. Abbiamo le segreterie, per quanto mi riguarda 3, metto a disposizione il mio tempo così come facevo nei miei precedenti mandati da sindaco, da vicepresidente della provincia, da consigliere provinciale. Però, Presidente, non permetto a nessuno di darmi lezioni o di essere da moralista e moralizzatore. E caro onorevole Di Mauro, io sono un uomo di squadra, così ci conosciamo. Sono un uomo della maggioranza e voto sempre, essendo uomo di squadra, ciò che la maggioranza non mi impone, ma condivido per portare avanti. E se qualcosa non mi sta bene, vengo sul pulpito come sto facendo adesso e lo denuncio. Fermo restando che se questo emendamento ha bisogno del voto della maggioranza, pur non condividendo, perché lo sto dicendo e spero che le televisioni, i media che hanno massacrato questo Parlamento riprendano questa mia dichiarazione, pur se non condivido una scelta che ci stanno obbligando a fare, sono disposto a sottoscrivere e a votare se lo farà la mia maggioranza, soltanto perché sono un uomo di squadra e un uomo di questa maggioranza, Presidente Schifani. Però sono un uomo libero e voglio essere un uomo libero anche all'interno di questo Parlamento. Proprio perché sono libero e non ho nulla da nascondere, dico che tutto quello che ha subito questo Parlamento in queste 48 ore è ingiusto, è ingeneroso e non è dignitoso nei confronti di noi parlamentari, perché non abbiamo chiesto nulla, non abbiamo estorto nulla e non stiamo rubando nulla. Grazie, Presidente. Grazie onorevole Pace. L'ultimo intervento ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca. Grazie Presidente. È incredibile come si riesca ad arrivare a quest'ora del mattino
e dover sentire ancora talmente tante sciocchezze da rimanere basiti. Cari colleghi, qua nessuno vi ha detto che qualcuno ha rubato, nessuno ha detto che non lavorate. Il tema è un altro. Il tema è che nel momento in cui il popolo muore di fame, non è un bel segnale che i deputati passano da 11.000 a 12.000 euro al mese. Nessuno ha detto che qualcuno ha votato, ha schiacciato il pulsantino. Onorevole De Luca, però un si attimo, sapeva anche Presidente. prima questo eventualmente. Presidente, Se facciamo questo mi ragionamento faccia dobbiamo andare a terminare ritroso. e poi ce ne andiamo a 6 anni prima. Quindi il concetto non è che qualcuno ha rubato o qualcuno ha fatto qualche cosa, semplicemente in un momento in cui usciamo dalla crisi Covid, usciamo dalla crisi energetica, c'è la guerra, hanno a Roma il governo di centrodestra tolto il governo di reddito di cittadinanza, hanno preso e hanno eliminato il 110% lasciando ditte, muratori, operai, manovali e le loro famiglie senza uno stipendio sulla crisi e non stiamo neanche intervenendo. Forse è il caso di fermarsi un attimino, se c'è la possibilità di farlo, e di dire sì, è vero, è aumentata la benzina, è aumentato il pane, è aumentato tutte cose, sono aumentate, però dato che c'è gente che vive con 900 euro al mese, c'è gente che non vive nemmeno con quelle, forse passare da 11 a 12.000 è normale che crei un'indignazione e noi questo problema dovremmo forse anche crearcelo. Non è una cosa particolarmente complicata da capire, perché semplicemente questo. Nessuno qua dentro ha detto che qualcuno ruba, nessuno ha detto che qualcuno ha votato, ha fatto, ha detto. Allora è questo. Per cui, se vogliamo tornare anche a un ragionamento che può avere anche un significato serio, allora uno dice, è successo quello che è successo, in passato si aumentava pure, aumentava automaticamente, solo che aumentava di piccole percentuali. Adesso è successo che con l'inflazione al 9% è aumentato a dismisura. Allora forse innanzitutto è un caso di mettere un tetto massimo agli aumenti Istat e non è una cosa complicata da fare. E poi ci si può interrogare anche se approvare la norma che hanno firmato anche gli altri capigruppo, perché non è che ce l'ho messa io le firme degli altri, e dire non aumentiamoli più con l'indice Istat. Sono entrambe due soluzioni che comunque non porranno rimedio a quello che già è successo, perché è evidente che, non, come dice il collega Assenza, le norme non sono retroattive. Quindi nell'ordine del giorno, nella norma che eventualmente tra poco voteremo, se sarà messa in votazione, risolve questo problema. Ma non è un problema che qualcuno è ladro, ruba o fa sotterfugi, o che qualcuno non fa il suo dovere, non ha diritto a prendere uno stipendio. Ma passare da 11.000 a 12.000 nel momento in cui c'è gente che passa da 1.000 a 0, è questo il tema. Onorevole De Luca, sono due le cose, mi scusi. O lei ha votato al buio e non sapeva quello che stava votando, perché queste cose si sapevano anche prima. Dobbiamo essere onesti intellettualmente, bisogna essere onesti intellettualmente. È vero che è un automatismo, ma è altrettanto vero che noi abbiamo votato un bollaggio interno. Ha già parlato, ha chiesto di intervenire l'onorevole Lavardera. Ha parlato l'onorevole De Luca. Non è un dibattito, ha fatto l'intervento sull'emendamento e l'emendamento tra 5 minuti sarà votato. Onorevole Lavardera. Grazie Presidente, io ritengo che sia utile fare chiarezza su questo tema, scusatemi, perché tutto quello che lei ha detto, onorevole De Luca, è assolutamente condivisibile. Il problema è che forse dovevate saperlo voi, che avete il vicepresidente vicario all'interno dell'ufficio di presidenza, e questo populismo ex post non porta da nessuna parte, perché avere letto un vostro post su Facebook, i deputati regionali si alzano lo stipendio di 900 euro al mese tranne noi, è una falsità ed è vergognoso. Bisogna essere onesti intellettualmente fino in fondo, perché per i fondelli non prendete nessuno.
perché nemmeno noi lo condividiamo e noi potevamo cavalcare questa norma in quanto non eravamo nell'ufficio di presidenza e il ragionamento lo condividiamo fino in fondo, perché è vero che in un momento complicato questa norma non fa bene a questo Parlamento e inevitabilmente ci mette alla berlina. È condivisibile, io lo condivido il suo ragionamento in toto, ma non lo fate dopo, perché fare passare per cattivi quelli che poi anche voi eravate dentro è una presa in giro, e le prese in giro le rispediamo al mittente. Grazie onorevole Lavardera. Ha chiesto di intervenire prima l'onorevole Savarino, se vuole mantenere, poi Carta e poi Di Paola. Non l'ho capito. Vuoi parlare tu? Parla tu. Presidente, colleghi, sfatiamo intanto alcune bugie e ipocrisie. Ho letto, stamattina mi sono svegliata, il primo servizio a Canale 5 recitava letteralmente che noi avevamo approvato una norma per cui ci eravamo aumentati lo stipendio e che la regione siciliana è la regione che costava di più in Italia. Due bugie. La prima, che noi non abbiamo approvato nessuna norma, anzi, questo automatismo dell'adeguamento all'Istat l'abbiamo appreso dai giornali, non ce ne siamo neanche accorti approvando un bilancio che non esplicitava la voce. E quindi nessuna norma abbiamo approvato che aumenta i nostri stipendi. Così come non ci siamo accorti qualche anno fa che invece avevamo perso qualche cosa, proprio perché invece l'Istat era in decremento rispetto ai nostri stipendi. E la regione siciliana costa più di altre regioni. È un'altra bugia, un'altra ipocrisia, perché dimenticano tutti di dire che la regione siciliana ha delle competenze esclusive, per cui per dire le soprintendenze in Sicilia li paghiamo noi e nelle altre regioni d'Italia li paga lo Stato. E questa è una cosa che nessuno spiega e che nessuno dice, ma che serve a disegnarci come i più cattivi. Stessa cosa il Corpo Forestale, e potrei continuare. Siamo un'assemblea che è un Parlamento e ci fregiamo di essere il primo Parlamento della storia d'Europa. A volte lo dimentichiamo nelle azioni di ogni giorno. Ecco, io una domanda vorrei fare ai colleghi, però, con la stessa onestà con cui ho ascoltato gli interventi di chi mi ha preceduto, e sa il collega Cracolici, lo ha raccontato e spiegato il collega Miccichè, quanto fuori da ipocrisie ci siamo trovati a cercare soluzioni concrete. Quanti di noi, se ci fosse stato un aumento con un articolo da votare, l'avrebbero votato in un momento storico come questo? Rispondiamo con onestà. Quanti? E allora, che oggi si pone alla nostra attenzione la necessità di porre il tema, se è opportuno o meno, che questo aumento rimanga, continui, perseveri, ritengo sia legittimo. E lo dice una, onorevole Miccichè, lo dice una che in questi anni non ha mai subito telefonate da Arcore per mettersi sugli attenti. Lo dice una che fa parte di un partito a cui finora ha solo portato voti e che se non ci fosse stata non sarebbe neanche scattato il seggio ad Agrigento. Non ho motivi di obbedienza né di riconoscenza. Ci sto perché ci credo.
ma mi posso permettere di dire quello che penso, come penso anche molti altri colleghi, anche se qualcuno ha immaginato subdolamente che sia condizionato dalle posizioni che riveste. Ebbene, non è così. Si pone oggi un tema, e lo ripeto, se siamo onesti, come ritengo che onesti intellettualmente lo siamo tutti, se ad ognuno di noi ci fosse stata posta la domanda 2 giorni fa, quando abbiamo approvato in toto il bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, volete approvare un aumento del vostro stipendio di 800 euro lorde? Quanti di noi avrebbero risposto sì in questo momento specifico di crisi economica? Diciamoci la verità. Nessuno. Nessuno. E allora, diciamo la verità a chi ci ascolta. È stato un automatismo che non poteva essere cambiato fino ad ora. Però diciamo la verità anche a noi stessi. Possiamo porci il tema, se è il caso o meno, in questo momento in cui abbiamo approvato norme sugli indigenti, se è il caso di mantenere un automatismo del genere? Senza ipocrisia, senza obblighi, senza ordini, ma con l'onestà intellettuale che ci deve appartenere a tutti. Grazie Presidente. Grazie onorevole Savarino. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Carta. Sì, 3-5. Onorevole Spada, un secondo, fino a prova contraria ancora forse l'ultima cosa che mi è rimasta da fare qua dentro è decidere chi deve parlare. C'è un'iscrizione, hanno chiesto di parlare Carta, intanto lei non lo deve chiedere, ci sono altri 4 colleghi prima di lei, se è uno di maggioranza e uno di opposizione c'è Di Paola, se c'è Di Paola che lei cede il posto, lei può parlare al posto di Di Paola. Onorevole Di Paola, cede il posto? Prenda parola. Grazie Presidente, sono le 4 del mattino, la mia non voleva essere una mancanza di rispetto nei suoi confronti, però non ci sto al gioco al massacro che si sta svolgendo in quest'Aula. Cioè non è possibile fare la guerra nei confronti dei 5 Stelle piuttosto che nei confronti del gruppo di De Luca e mettere in contrasto le opposizioni che oggi hanno portato avanti un lavoro in quest'Aula. Allora io penso che siccome il problema, come ha posto l'onorevole Cracolici, non lo risolviamo votando l'emendamento di De Luca, perché l'emendamento di De Luca, da quello che ho capito io, di fatto non è retroattivo e quindi noi per quest'anno continueremo a prendere eventualmente l'aumento. No, la smentisco, purtroppo nel senso io chiedo, che rispetto a infatti, quello che sta pensando non è così. Scusi, Presidente, completo l'intervento perde l'effetto già da adesso. Quindi completo l'intervento e siccome dicevano che non c'è una retroattività e secondo me bisogna invece porla ora. Come? Vabbè, io siccome penso che bisogna porla ora la questione e quindi eliminarla subito, a mio avviso si dovrebbe eventualmente retrocedere rispetto all'adeguamento che è stato fatto e quindi eventualmente presentare un emendamento modificativo al bilancio dell'Assemblea che abbiamo votato senza discuterlo per tornare indietro sull'adeguamento delle. Questo emendamento, in funzione del fatto che fa perdere gli effetti da ora, non dà la possibilità da ora in poi, quindi già lei nella prossima busta paga non avrà neanche questi 880 euro lordi che ci sono. Perfetto. Quindi ha effetto. Inizialmente si era detto di no e invece hanno fatto degli approfondimenti e ce lo sta comunicando ora. Ce lo sta comunicando ora il segretario generale. No, certamente, ma dico l'Aula non era a conoscenza di questa cosa. Perfettamente l'avrei fatto io stamattina. Se fatto invece adesso ci sono stati fatti gli approfondimenti, pertanto ha effetto retroattivo o comunque ha effetto da domani mattina. Grazie. Prego.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Carta. Ha parlato? Carta. Signor Presidente, grazie. Cari colleghi, volevo solo chiarire un aspetto che è stato sbandierato in quest'Aula pochi minuti fa, che i deputati non guadagnano 11.000 euro. Questo è chiaro a tutto e voglio chiarirlo perché domani mattina noi torniamo sui territori, riceviamo le persone, ci dobbiamo anche giustificare di quelle che sono le nostre spese in campo alla trasparenza. Un'altra cosa me la sento di dirla tutta. Questo è un Parlamento che una parte è discriminata e una parte non viene applicata la discriminazione, perché una parte viene e fa 6 ore di macchina per arrivare a Palermo, gli altri vivono qui o meno, vivono a qualche ora da Palermo e non hanno la stessa discriminazione che abbiamo certi deputati sul lato economico. Poi dico, grazie a Dio, da deputato si vive meglio da chi non è deputato, questo lo dobbiamo dire, è la realtà dei fatti. Però mi sento di ricordare una cosa che è successa in questi 5 anni, che forse può servire di riflessione a tutti. Nel 2018 lo Stato decide di tagliare gli stipendi ai sindaci. Non ne ha parlato nessuno nell'incremento dello stipendio dei sindaci in questi giorni. La regione siciliana è compresa nel taglio degli stipendi ai sindaci. Tutti i sindaci in carica, compreso me, hanno ritornato i soldi allo Stato, tutti senza avere lo stipendio per mesi. Lo stipendio da sindaco in un comune di 15.000 abitanti è circa 2.300 euro. Non ci dobbiamo scandalizzare. Ci fanno una legge dove danno l'incremento ai sindaci, la regione siciliana non è compresa e questo Parlamento sta cercando di mettere una pezza da qualche giorno, occupandosi pure di ristorare i sindaci e i comuni per adeguare, come tutta l'Italia, lo stipendio da sindaco. Ora io dico, per quanto tutti gli emendamenti siano validi, questa Assemblea oggi ha percepito un dato, che c'è stato un incremento che è provocato dalla inflazione post tutto quello che sta succedendo in Europa e che ha avuto un aumento di 800 euro circa lordi che vanno negli stipendi dei parlamentari. Ora li togliamo, non li togliamo, ma è chiaramente qualcosa di legittimo ed è chiaramente che questa categoria, che è la categoria dei parlamentari che appartengono al Parlamento più antico d'Europa, che è il Parlamento siciliano, oggi si sta privando di un diritto che secondo me, per quanto possa essere poco importante, è tanto significativo nel contenuto e nel merito, oltre che in diritto, perché ormai le regole non le facciamo qui dentro, ma li fanno fuori. Grazie a tutti. Grazie. Poi assenza. E credo che non ci sono più interventi, forse. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Presidente, non volevo intervenire, però mi sembra giusto intervenire perché chi secondo me in questo momento voleva dividere questa Assemblea è riuscito nell'intento. Dico, noi ci stiamo dividendo per influenze esterne, per strumentalizzazioni che ci sono state, e io già ieri ho condiviso in parte l'intervento del collega Cracolici. Quest'Aula si può dividere per le opinioni, quest'Aula si può dividere per gli indirizzi, ma non possiamo farci dividere per decisioni che quest'Aula ha già preso. Noi è vero, il percorso che ha fatto il bilancio dell'Assemblea, che ricordo anche quest'anno ha ridotto i costi di 500.000 euro circa. Il percorso nasce dal Collegio dei Questori, poi dall'Ufficio di Presidenza e poi in Aula. E si vota all'unanimità. Si è votato all'unanimità. Tutti i gruppi hanno votato ok al bilancio dell'Assemblea. Ora dico, colleghi, capisco gli attacchi al Movimento 5 Stelle per una locandina, ma guardate, Presidente, le locandine vanno e vengono. Tra l'altro
Tra l'altro, quando c'è stata la rinuncia da parte di un gruppo, anzi da parte di più gruppi di opposizione ad entrare agli uffici di presidenza, qualcuno ha fatto locandine, attenzione, ci sta il gioco delle parti, sul fatto che chi entra all'interno dell'ufficio di presidenza ha tantissimi benefit all'auto blu, si aumenta lo stipendio. È il gioco delle parti, è la politica. Nessuno qui ha detto nulla, nessuno qui ha replicato in maniera anche scomposta. Io credo molto nel libero arbitrio. Il Movimento 5 Stelle da sempre, per un principio, per regole che si è imposto, i parlamentari regionali, nazionali si tagliano lo stipendio in parte e lo devolvono ad attività pubbliche, a progetti pubblici. È una scelta, come tantissime altre scelte, Presidente. Ora c'è questa scelta di abrogare la norma, è stato presentato un emendamento, anche questa è una scelta. È una scelta. La si mette ai voti, Presidente, e decidiamo se eliminare o meno l'articolo di riferimento. Però, Presidente, una cosa, noi possiamo fare qualunque scelta, possiamo fare tutte le scelte possibili e immaginabili. Però quando questa Assemblea prende delle decisioni, non possono essere poi queste decisioni, qualunque esse siano, e attenzione, io capisco anche l'indignazione del fatto che magari i deputati, che come hanno detto altri colleghi che sono intervenuti, siamo sempre brutti e cattivi indipendentemente da quello che facciamo, e ci sta questo, perché svolgiamo un compito importante. Dico, non è possibile che quando in quest'Aula si prende una decisione, la decisione poi venga strumentalizzata, perché io già ieri ho detto che questa decisione è stata strumentalizzata perfino dal governo regionale, Presidente, perché io ieri l'ho ricordato che c'è stata un'agenzia da parte del Presidente della Regione, si parlava pure dell'aumento degli emolumenti dei sindaci e degli assessori. Allora sul tritacarne siamo finiti tutti, colleghi, nessuno escluso. Poi dico, ognuno di noi può prendere delle posizioni a livello pubblico, c'è chi presenta l'emendamento, c'è chi fa la locandina, c'è chi fa qualunque altra scelta. Sono scelte politiche, è il gioco delle parti della politica, delle scelte che ogni gruppo fa. Però, Presidente, che sia chiaro, noi questa Assemblea la dobbiamo difendere. Noi questa Assemblea la dobbiamo difendere perché non è possibile che da Roma o da altri posti arrivino attacchi a questa Assemblea in maniera continua, perché è da anni che questa Assemblea viene messa, e lo dicevano anche altri Assessore Turani, lo dicevano anche altri colleghi, quando le cose succedono in altre regioni non c'è nessun caso, quando le cose succedono all'interno di questa Assemblea nasce il caso. E allora dico, su questo, colleghi, Presidente, dobbiamo riflettere e riflettere attentamente. Poi dico, io non mi scandalizzo se il gruppo di Grande Sud ci attacca, o se ci attacca la maggioranza, se ci attacca l'opposizione. Non è questo il punto, Presidente. Si fanno delle scelte in maniera opportuna, queste scelte vanno difese, dopodiché se quest'Aula vuole abrogare la norma viene abrogata. Ma è chiaro, Presidente, e vado a concludere, è chiaro, Presidente, che è innegabile che noi nel corso degli anni, e credo che il mio capogruppo voleva dire questo, noi nel corso degli anni, per scelta, così come altri gruppi fanno altre scelte, noi nel corso degli anni l'emolumento che percepiamo ce lo siamo sempre tagliati, e così come abbiamo detto all'interno di quella locandina che tanto ha scandalizzato, abbiamo detto, guardate che noi questo
questo emolumento in più, questo adeguamento dell'Istat, quindi questa percentuale in più del nostro emolumento, la devolviamo in progetti così come abbiamo sempre fatto. E aggiungo, Presidente, che un'ulteriore proposta poteva essere pure, e non so se questa proposta è possibile da parte degli uffici, che sempre per il libero arbitrio ognuno di noi, ogni deputato, ognuno dei 70 deputati può scegliere liberamente, e magari questa cosa la possiamo verificare, se la norma non dovesse passare, di devolvere il proprio aumento dell'Istat, rinuncia e lo inserisce all'interno di un capitolo dell'Assemblea regionale, in maniera molto semplice, così come facciamo già con altre cose. Grazie Presidente. Grazie onorevole Di Paola. Lei può formalizzare tutte le richieste che ritiene più opportune e poi vengono valutate dalla Presidenza. L'onorevole Assenza ha chiesto di intervenire. Presidente, oggi sto tornando indietro nei ricordi alle sedute del 2014, quando questa Assemblea si trovò ad applicare il decreto Monti. In quell'occasione io feci un intervento che, grazie alla manipolazione e alla estrapolazione di un intervento di 11 minuti, di un tratto di 30 secondi, mi fece finire su tutti i giornali nazionali. Mi dedicò la prima pagina, il Corriere della Sera, a firma di Antonio Stella. La trasmissione Anno Zero di Santoro mi fece protagonista di una serata. Per carità, questi 30 secondi estrapolati, guarda caso poi ad ogni campagna elettorale, mi vengono riprodotti nei vari social e in quant'altro, e mi costano centinaia se non migliaia di voti ogni volta, perché mi fanno apparire come il satrapo insaziabile, avido di per intenderci. Io, che forse unico in Italia, nel 1996, quando sono arrivato... Chiedo di avere lo stesso silenzio che c'è stato in aula per gli altri interventi, giusto per correttezza. Il primo dei non eletti, quando l'eletto era ineleggibile, su 5 in quella stessa situazione 4 fecero il ricorso, il sottoscritto per senso di responsabilità e perché non ha mai vissuto, grazie a Dio, della politica come tanti di noi qua dentro, rinunciò a farlo. E quando non si parlava degli 8.000 euro mensili, onorevole De Luca, non è da lei gonfiare, perché domani c'è il povero disgraziato che dice: tu prendi 11.000 euro al mese, tu prendi 8.000 euro su cui poi, come nel mio caso, viene applicato l'ulteriore 45% di tassazione e prendo meno del direttore di banca o di quant'altro. Ma ci sta, per carità, sono scelte che fa liberamente ognuno di noi. Ma dicevo, quando i privilegi e gli stipendi e le indennità della politica erano ben altri di quelli attuali. Perché faccio questa premessa? Perché non mi si può dire proprio a me che io su questo uso demagogia, perché l'ho pagato sulla mia pelle in quegli anni in cui era veramente difficile difendere le indennità del Parlamento, perché vi era l'odio diffuso contro la classe politica. Però in quella stessa seduta, cari colleghi, io firmai l'emendamento per abrogare l'aumento Istat, perché lo trovavo un fuor d'opera. Perché quello che è un istituto assolutamente legittimo, però applicato all'indennità del parlamentare, mi sembrava un fuor d'opera. E io fui uno dei pochi a votare contro quella previsione dell'aumento Istat. L'aumento Istat poi, per effetto quasi quasi della deflazione piuttosto che dell'inflazione, non è stata di concreto mai applicata, se non per poche
unità di euro per qualche decina di euro e quindi non se ne è accorto nessuno. Oggi c'è un fatto automatico, il Collegio dei Questori prima, il Consiglio di Presidenza dopo, l'Assemblea complessivamente non ha fatto altro che prendere atto dell'adeguamento, ma già una volta che questo problema si è trovato, noi abbiamo presentato come Fratelli d'Italia un disegno di legge per abrogarlo e un ordine del giorno per impegnare il Consiglio di Presidenza a provvedere. Oggi da parte dell'onorevole De Luca e di tutti i gruppi viene presentato questo emendamento e quindi è chiaro che io personalmente e credo anche il mio gruppo voteremo favorevolmente per l'abrogazione del comma 2, che questa abrogazione possa operare retroattivamente. Onestamente questo da avvocato, da politica non c'entra niente, credo che ce ne voglia, perché al 31 dicembre, al 1 gennaio l'aumento Istat è maturato del 2022, è maturato e quindi al 1 gennaio questa norma era in vigore, che ne vogliamo dire, non si potrà applicare per il futuro ed è giusto che non si applichi in questo momento e senza accettare la demagogia di nessuno su questo tipo, sulle continuo a parlare dei miei figli che venivano oltraggiati quando si addice. Giorgio, onorevole Assenza, non prema. Se lei preme, poi non si stacca. E quindi si sente una quello parola che è sì l'avversario no. politico come il mostro di turno. E quindi se la politica tutta e tutti i gruppi ritrova la ragionevolezza di compiere una missione alta al servizio della collettività e che questa missione, al pari delle altre, merita la giusta retribuzione, che oggi come oggi non è superiore né a quella di un funzionario di banca, non parliamo poi degli stipendi dei magistrati, degli altri burocrati e di quant'altro. Però se noi continuiamo ad autoflagellare, e allora poi i risultati sono questi. E allora che blocchiamo l'aumento Istat ci sta, è un bel segnale che si dà, perché in questo momento di grande difficoltà è giusto che si proceda in questo senso, però non riprendiamo e non continuiamo a farci male quando anche il Movimento 5 Stelle ora si è reso conto che i costi della politica non sono i costi della politica, ma sono i costi della democrazia, che come tale vanno tutelati. Grazie onorevole Assenza. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Leo e poi l'assessore Di Mauro. Grazie Presidente, io sono stato stimolato ad intervenire perché questa mattina io sono stato fermato all'ingresso del Parlamento dalle televisioni e ho dichiarato quella che era la semplice verità, che non è stato votato nessun aumento degli stipendi dei parlamentari, ma che c'era stato un adeguamento Istat che era legato all'inflazione. Vede, Presidente, io sono neodeputato come lo sono gran parte di quei miei colleghi che vedete lì seduti, del gruppo di Sicilia Vera e Sud Chiama Nord. Avremmo potuto dire anche altro oggi quando si sono presentati le televisioni, ma invece noi abbiamo detto quella che era la verità, la semplice verità, perché avremmo potuto dire che noi non eravamo nel Consiglio di Presidenza e che siamo entrati ora e che quindi i due gruppi non hanno partecipato alla stesura del Collegio di Presidenza, ma non l'abbiamo fatto perché abbiamo detto la verità, come ho detto. Però è inaccettabile che qualche gruppo dica noi non abbiamo detto nulla di male. Non è così, cari colleghi, perché la vostra locandina, ed è chiara, dice che voi non vi siete aumentati lo stipendio e gli altri deputati lo hanno fatto. E questo non è vero, perché noi adesso in quest'Aula, a differenza di altri, non facciamo le locandine, ma stiamo dimostrando invece
con questo emendamento che abroghiamo l'adeguamento e piuttosto che fare le locandine facciamo fatti e atti concreti. Grazie. Onorevole De Leo ha chiesto di intervenire l'assessore Di Mauro. Poi chi aveva chiesto di intervenire? La Camp. Presidente, parlo qui dai banchi del governo, ovviamente a titolo personale, senza coinvolgere il governo. E lo faccio dopo aver ascoltato diversi interventi, soprattutto i primi, molto puntuali, che hanno registrato un po' i fatti come si sono susseguiti nel tempo, tutto ciò che è successo, come si è addivenuto alla legislazione. E sono mancati alcuni passaggi che vorrei precisare. La norma che noi abbiamo fatto, onorevole Cacolici, a suo tempo, che fu frutto del lavoro di una commissione, scaturiva dalla conferenza Stato-Regione, che aveva la forza di legge e che ha imposto ovviamente al Parlamento siciliano di adottare una legge che, trattandosi della situazione del Parlamento regionale, andava in vigore dal 1° gennaio 2014. Quindi una circostanza particolare, un momento difficile dell'Italia, che non ha riguardato soltanto i parlamentari, ha riguardato anche gli alti funzionari dello Stato, della Regione, che hanno dovuto ridurre il proprio stipendio di una certa percentuale che era per fasce, e che poi, scaduto il termine, fu prorogato per altri 3 anni. Scaduti quegli altri 3 anni, diciamo che dai dati che vengono fuori, tutti coloro i quali svolgevano un'attività per conto dello Stato, per conto degli enti pubblici, hanno ripreso a guadagnare lo stipendio di prima. Questo lo dico per definire una cornice attorno al quale è stata attivata la procedura da parte di questo Parlamento per mettere sulla legge. E anche in ordine allo stipendio dobbiamo distinguere che per metà è lo stipendio, cioè il frutto del lavoro di ogni singolo parlamentare, l'altra metà è frutto di una diaria. Questo lo dico perché dobbiamo avere idea di che cosa diciamo alle persone. E quindi se 8.100 euro è il compenso che riceve un parlamentare, metà è lo stipendio, che come diceva poc'anzi il collega, a sua volta ci sono anche le trattenute per chi svolge un'altra attività, che per quanto mi riguarda non è così, ma molti colleghi che svolgono anche altre attività hanno anche una trattenuta e una spesa che è ricompresa in quella cifra che è dell'altra metà, che serve, diciamo, a compensare il viaggio, il soggiorno, l'organizzazione anche di un parlamentare. E su questi argomenti, onorevole Pace, non credo che ci sia vincolo di maggioranza. Non credo che ci sia una maggioranza di governo o ci sia un'opposizione buona o un'opposizione cattiva. C'è un tentativo che non ho ben compreso da parte di chi, se c'è una volontà parlamentare, se c'è un disegno di legge in ritiro nel Parlamento nazionale, se c'è un ordine del giorno che è stato convocato per cui la conferenza Stato-Regione dovrà riunirsi, non ho capito che cosa c'è. C'è di fatto che da qualche giorno è comparso, a seguito di una specifica molto puntuale e dettagliata, per onestà diciamo così, degli uffici, scritta nel documento di bilancio, che, come ha detto l'onorevole De Luca, qualcuno ha avuto la bontà di volere comunicare alla stampa, per mettere in risalto che cosa? Per mettere in risalto che c'era una quota di questa integrazione che ci spettava, che era stata inserita, che era stata accettata anche dal governo nazionale e che aveva resistito al passaggio dinanzi al ricorso che era stato fatto dinanzi alla Corte Costituzionale. Quindi non stiamo parlando di ristori ad personam oppure fatti nei confronti del governo di questo Parlamento, assolutamente no. Quindi una cosa che è comprensiva di un percorso che ci ha visti non avere più l'indennità come era un tempo, ma siamo praticamente con il contributivo e come contributivo ci spetta praticamente l'Istat. Poi ognuno di noi può fare quello che vuole.
Certo, se lo fa il dirigente di banca o se lo fa il direttore generale non succede niente. Lo fanno i parlamentari, sono dei figli di buona madre che si sono permessi di aumentarsi lo stipendio personalmente. Allora, sotto questo punto di vista, cari colleghi, non è che qui c'è tanto da discutere, ognuno si deve assumere la propria responsabilità. Per quanto mi riguarda, nonostante non condivida l'iniziativa dell'onorevole De Luca, perché è molto provocatoria, l'onorevole De Luca è al di là della cornice che lei ha rappresentato a questo Parlamento, che non accetta ordine da Roma, non accetta ordine da chissà chi, c'è da parte sua un atteggiamento che è anche demagogico e che vuole sostanzialmente fare un passo più avanti del Movimento 5 Stelle. Onorevole De Luca, noi non siamo uno vale uno, ognuno di noi se è qui ha un merito particolare per essere qui. Se ognuno di noi è qui vuol dire che vale qualcosa in più di qualche altro che aspira a venire qui, aspira a mandarci a casa e quindi praticamente fa la demagogia sugli stipendi. Per quanto mi riguarda, rispetto al suo emendamento io voto contro, me ne assumo la responsabilità politica e la responsabilità morale. Sono un uomo dignitoso, faccio il mio lavoro con serietà e con correttezza e credo che se i colleghi ritengono di avere le carte a posto sono liberi nel voto, facciano quello che credono. Io voterò contro. L'onorevole Di Mauro ha chiesto di intervenire l'onorevole Campo, credo che sia l'ultimo intervento. Grazie Presidente, Governo, colleghi deputati. Volevo chiarire questa questione della locandina o del meme che ha urtato la sensibilità di alcuni colleghi. Noi non abbiamo accusato nessuno, volevamo semplicemente rimarcare una differenza che esiste ed è incontrovertibile. Il Movimento 5 Stelle, da quando fa politica, da 12 anni a questa parte, ha un fondo dove restituisce i propri emolumenti e con questo fondo realizza progetti per i cittadini. Qua per esempio c'è l'onorevole Abbate che è stato sindaco di Modica e lo può testimoniare personalmente perché abbiamo investito 25.000 euro per aprire il Museo della Medicina a Modica e lo abbiamo inaugurato insieme, e ancora i soldi per la Reggia Trazzera e ancora i 300.000 euro donati alla Protezione Civile in piena emergenza Covid o i 50.000 euro al Comune di Favignana quando è scoppiata la bombola e c'è stato un grande disastro, e potrei citare interventi che vanno da 106 milioni di euro che hanno restituito i nostri parlamentari nazionali fino ai 6 milioni di euro che ha restituito il Movimento 5 Stelle siciliano in questi anni. Questo era il senso della nostra locandina, niente di più, niente di meno. A noi l'aumento non cambia nulla perché abbiamo questa sensibilità di restituire una parte dei nostri stipendi, ma non lo facciamo perché così risolveremo i problemi del mondo, semplicemente perché abbiamo voluto tagliare la forbice che separa noi da un cittadino medio che non prende queste somme, e lo abbiamo fatto perché il cittadino ha bisogno di riavvicinarsi alla politica. È stato un segnale che ha voluto dare questa forza politica e penso che sia anche giusto rimarcarlo e dirlo. Non ci dobbiamo sentire in colpa se abbiamo fatto un meme o una locandina. Grazie. Grazie onorevole Campo. Sono finiti gli interventi. Onorevole Turano, vi chiedo di tornare al posto. Scusate un secondo, Assessore Turano, vorrei... Onorevole Turano, per favore se si sedesse gentilmente. Onorevole Di Mauro, ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi. Colleghi, per favore. Onorevole Pace, un secondino. Ho ascoltato con particolare attenzione tutti gli interventi. È giusto che faccia una piccola premessa rispetto a quello che è accaduto. Quando io mi sono insediato in questo Parlamento e su questa Presidenza, durante il mio discorso avevo spiegato con grandissima umiltà
che durante il corso degli anni due sarebbero state le cose che probabilmente mi sarei sempre portato, così come tanti altri, che sono sbagliare ed imparare. Quindi sono io il primo a chiedere scusa a questo Parlamento per averlo messo in difficoltà rispetto a quello che probabilmente mi è stato posto come un automatismo e invece probabilmente, possibilmente si poteva stoppare. Nessuno di voi ha mai chiesto un emendamento, un aumento o qualcosa che potesse ledere la dignità di ognuno di voi né di questo Parlamento. Con grande sincerità la responsabilità eventualmente me la prendo del tutto io rispetto a quello che ritenevo fosse un automatismo, invece oggi possibilmente tanto automatismo potrebbe non essere, perché in molti di voi non sapevano che questo. Io ho firmato che possibilmente avrei potuto bloccare queste risorse e non arrivare al punto in cui siamo oggi. Non lo so. Arrivato a questo punto, in tutti i casi, siccome non voglio mettere in imbarazzo i colleghi parlamentari, non accetto però al contempo che venga fatta demagogia rispetto alla questione, perché l'aumento dello stipendio, che aumento dello stipendio non è, se lo vogliamo chiamare in un'altra maniera, che è l'adeguamento Istat, in tutti i casi lo si sapeva quando si è venuti in aula a votare il bilancio dell'Assemblea, che si stava votando anche per questo. Se poi c'è qualcuno che vota qualcosa che non sa, questo è un fatto. Detto questo, io non ci sono ingerenze né interferenze da Roma, lo tengo a precisare. Tengo a precisare che noi comunque, rispetto all'emendamento che ho presentato, giustamente l'onorevole De Luca, che avrà avuto le sue motivazioni e ha avuto anche una formula che magari io cercavo in maniera migliore probabilmente o uguale, non sono riuscito a formulare, l'ha formulata lui, quindi io devo mettere in votazione se non ci sono subemendamenti. C'è il subemendamento prima, onorevole Cracolici. Prego, onorevole Cracolici, però veramente in un minuto, la prego. Lo capisco, siamo esausti. Presidente, però le chiedo, scusate, lei ha fatto un'affermazione che aggrava la situazione. Lei ha detto che l'automatismo potrebbe non essere un automatismo. Questo significa che c'è quasi che l'attività del Parlamento, che ha fino ad oggi discusso di una norma che c'era da 10 anni e quindi in via automatica si applicava, lei oggi questo principio lo sta mettendo in discussione. Quindi se non c'era un automatismo o non poteva non esserci, c'è stata una volontà ad applicare un automatismo. Io non credo che qui, compreso lei, ha pensato di applicare l'automatismo con volontà. Ma infatti non sto dicendo no, ma le parole sono pietre. Si ricordi che quello che lei sta dicendo è registrato, domani sarà su tutti i giornali, eccetera, eccetera. Quindi o c'è l'automatismo e non potrebbe non esserci, perché, ripeto, è una cosa delicata quella che lei ha detto. Spero che la precisi meglio rispetto alle interpretazioni che potrebbero essere. Semmai lo stavo facendo rispetto alla mia gestione, rispetto ai miei uffici, rispetto alle persone che mi hanno consigliato, rispetto alla questione. Però mi stanno dando dalla segreteria generale la legge che preciso dice: si procede all'adeguamento dell'importo di indennità di diaria spettante ai deputati regionali secondo la variazione dell'indice Istat del costo della vita. Quindi benissimo, però siccome in tutti i casi con questo emendamento dell'onorevole De Luca potremmo risolvere questa questione, siamo assolutamente felici di metterlo in votazione. O come ho già detto, non mi è piaciuto l'atteggiamento di qualcuno rispetto a demagogia eccessiva, perché oggettivamente si sapeva anche prima. In tutti i casi c'è un subemendamento che è la 234.r. E nel tablet si chiama nel fuorisacco A234R.
Aspetti un attimo, Assessore Turano. Cosa stiamo facendo? Vuole intervenire sulla 234R, Assessore? Prego. Voglio intervenire perché voglio fare chiarezza. Poc'anzi ho indicato le ragioni del sostegno alle argomentazioni che l'onorevole Cracolici aveva indicato e ho pure detto che non mi appassionava sapere se dovevo mantenere più o meno l'emendamento. Però l'elemento di novità che nel corso del dibattito, mi seguite? Onorevole De Luca, mi segue? L'elemento di novità che nel corso del dibattito è emerso, al netto del furore politico, che non serve per rinunciare ad un proprio diritto. Non serve. Uno, se c'ha un diritto, può rinunciare a prescindere dalla, come dire, valutazione politica che altre forze politiche dovrebbero imporre. Onorevole Grasso, mi segue? L'elemento di novità lo ha introdotto il vicepresidente dell'Assemblea, che specificando il suo ruolo e le competenze nell'esercizio delle funzioni assembleari e dunque distinguendole dal furore politico, ha detto: se uno può rinunciare a qualcosa che è un suo diritto, non c'è bisogno che ci rinunzia per legge, può rinunciarci autonomamente. E poi lì ha legato le ragioni della rinuncia al suo impegno politico, ma quella è una sua scelta, non è la mia. Dico, se questo è il confine, l'emendamento che io ho sottoscritto nel rivendicare le posizioni che avevo prima espresso sulla validità della tesi giuridica che l'onorevole Cracolici aveva definito, le voglio ribadire. Nessuno può obbligare nessuno, ma tutti possiamo autonomamente scegliere. Se quello che hanno fatto gli altri lo ritengono un esempio, io potrei non sottrarmi al loro esempio, ma nella valutazione mia discrezionale e di assoluta libertà. Grazie onorevole Turano. Prego, onorevole De Luca. Presidente, onorevoli colleghi, scusate onorevoli colleghi, allora sul subemendamento vorrei intervenire partendo però, ripeto, senza spirito di polemica, perché alla fin fine dobbiamo cercare di essere chiari su questa vicenda. Io ho ascoltato con pazienza tutti gli interventi. Vedete, bisogna avere l'onestà di dire le cose come stanno e soprattutto bisogna evitare di continuare a prenderci in giro. E lo dico ancora ai colleghi che da questo pulpito continuano a nascondere un atteggiamento che, e qui è l'unica parte che condivido dell'intervento del Presidente, del Vicepresidente vicario di questo Parlamento, forse una delle prime volte che l'opposizione ha la Vicepresidenza vicaria, il collega Di Paola, il quale dice che, rivolgendosi al Presidente, che bisogna difendere il Parlamento. Ma il Parlamento, se ci sono cavalli di Troia all'interno,
Chi lo dovrebbe difendere? Vedete, quella locandina che avete fatto dice espressamente, il primo falso, che il Parlamento si è aumentato lo stipendio. È scritto a chiare lettere. Poi c'è scritto che noi di 5 Stelle non ci siamo aumentati lo stipendio. Punto. Non dice altro. Ecco perché vi invito a rimuoverle, se vogliamo essere onesti tra di noi e di non continuare a difendere l'indifendibile, perché più continuiamo più è come la merda, continuerà a puzzare. Poi, rivolgendomi all'assessore Di Mauro, onorevole Di Mauro, mi pare che ci conosciamo da molto tempo e sa bene, ma lo sanno tutti, come la penso sui principi. Lei ha fatto bene, nella sua onestà intellettuale, a dire che è contrario. Ma io le dico di più, colleghi, ma volete uscire dall'imbarazzo? Ve la do io la soluzione. Fate il voto segreto e bocciatelo, questo emendamento. Avanti, forza, piuttosto che continuare a girarci attorno. Che cos'è questo subemendamento? Mi faccia, per favore, che cos'è questo subemendamento? Bene, il subemendamento prevede che in modo libero ogni deputato potrà destinare la somma dell'aumento Istat a un fondo istituito nel bilancio del Parlamento per attività benefiche. La beneficenza io la faccio con i miei soldi e l'ho sempre fatta e non me ne sono mai vantato. Quindi questo modo di girarci ancora attorno, ovviamente io non lo condivido, Presidente, ma è una mia espressa posizione. E quindi sul subemendamento ovviamente noi ci esprimiamo in modo contrario e non solo, ma manteniamo ovviamente la nostra presa di posizione. Chiudo, Presidente, chiarendole un fatto che non è un esimente, attenzione, perché noi ci siamo presi, veda, noi siamo stati corretti fino all'ultimo secondo. Però le posso assicurare un fatto, Presidente. Veda, in questo Parlamento, che ne possa dire la segreteria, non è stato pronunciato durante la relazione sul bilancio del Parlamento siciliano di cosa si parlava in termini di aumento, anche perché l'aumento Istat degli ultimi anni è stato di 10 euro, forse è stato anche in negativo, per cui obiettivamente qui ce le dobbiamo dire le cose, non è che ci dobbiamo ancora scaricare a vicenda le cose. Nessuno, per quanto mi riguarda, e noi non avendo, ribadisco, all'interno del Consiglio di Presidenza componenti, quindi non sapevamo già in anticipo né le poste del bilancio né altro. Per prassi eravamo qui come tutti e basta. Il resto è noia, come si suol dire. E ribadisco, Presidente, e chiudo, più la si mescola e peggio è. Grazie, onorevole De Luca. Allora, no, non l'ha chiesto. No, no. No. Va bene, andiamo, mettiamo in votazione la 234R, parere del governo? Non ho capito.
un emendamento soppressivo di un articolo di legge e lei come sa, quando si vota un subemendamento poi bisogna votare l'emendamento, saremmo di fronte al caso per cui si vota un subemendamento che prevede una modalità di utilizzo di questo aumento e poi bocciamo l'aumento. Quindi non può fare votare un subemendamento a un emendamento soppressivo. Possiamo evitare di impazzire tutti, Quindi non ci prendiamo, io voto contro all'emendamento e l'ho detto, e però non gioco a trovare soluzioni inventate. Votiamo allora direttamente l'articolo. L'emendamento A234R è inammissibile, quindi votiamo direttamente l'articolo. Sì, appello nominale. Perché è inammissibile, l'ha spiegato il... L'inammissibile lo può sostituire soltanto il presentatore e un soppressivo non si può sostituire con un emendamento simile. Va bene. Come si chiama l'articolo? L'emendamento. Allora, hanno chiesto voto palese e nominale. Vediamo se è appoggiata. Su 234. Vediamo se è appoggiata. Non è appoggiata? Sì. È appoggiata. Chiarisci perché non hanno capito. Allora, scusate, quale stiamo votando? Questo di Turano? No, quello di Turano. Quello di De Luca, quello di De Luca. Stiamo votando l'emendamento 34. Stiamo votando l'emendamento A234. De Luca. Ha chiesto il voto segreto l'onorevole Miccichè. Bisogna fare la verifica. L'oggetto me lo ricarico. Ok, vediamo se è appoggiato. Vediamo se è appoggiato. Richiedenti. Sono 7. Sono 6. 7 devono essere. E 6 sono. Perciò li richiedenti. È la stampa di richiedenti. Questi sono i richiedenti. Servono solo i richiedenti. Non so perché cosa? Che è successo? Solo per dichiarazione di voto si può parlare, onorevole Burtone. Per giunta per dichiarare l'astensione.
È stato fatto un lungo dibattito. Un dibattito che è mancato però quando abbiamo discusso del bilancio dell'Assemblea. Ammetto la nostra colpa, la mia colpa, perché avremmo dovuto leggere questi atti. Io non ho sentito, come è stato detto, pur non volendo attribuire agli altri responsabilità, non ho sentito che ci sarebbe stato questo automatismo. L'automatismo non si discute, non c'è dubbio. Però in questo momento, come è stato sottolineato dalla collega Savarino, se noi avessimo saputo di poter fare quella scelta, se dire sì o dire no, molto probabilmente questa Assemblea si sarebbe indirizzata per il no, perché non è questo il momento, lo abbiamo visto durante il dibattito. Nel bilancio ci sono tante di quelle problematiche che un aumento, così come è stato considerato nell'opinione pubblica, avrebbe portato tutti noi a fare una riflessione verso il no all'aumento Istat. Presidente, però la prego, così come mi pare che ognuno di noi abbia il dovere e il diritto di parlare, quindi io vado tra l'altro alla conclusione. Mi sembra però inopportuna questa richiesta di voto segreto, ripeto, anche in rispetto di chi ha fatto questa proposta, perché questa Assemblea, che è l'Assemblea di un Parlamento, non può essere preda delle critiche che verranno fatte sicuramente all'esterno, perché dobbiamo avere il coraggio, ognuno di noi, di dire come la pensa, quale sarà la propria... Come? Dobbiamo mettere la faccia e dire quello che pensiamo, perché se c'è il voto segreto chiunque sarà portato a fare delle critiche che io credo questo Parlamento complessivamente non meriti. La Sicilia attraversa un momento difficile, lo abbiamo detto, siamo pronti ad affrontare la questione del regionalismo differenziato che potrebbe ulteriormente penalizzare la nostra terra, ma dobbiamo avere le carte in regola e le carte in regola si hanno assumendosi le proprie responsabilità. Io quindi non ho bisogno di fare dichiarazioni di voto, chi mi conosce sa quali sono le mie posizioni, ho fatto il sindaco in questi anni senza avere indennità, senza avere nessun rimborso, quindi so come indirizzarmi, pur tuttavia non intendo censurare le cose che qui sono state dette con dignità anche di chi ha avuto la posizione di dire che la rivalutazione Istat poteva e deve poter entrare nelle dinamiche degli aumenti. Quindi con rispetto assoluto chiedo però che si possa votare con voto palese, perché questo è quello che potrebbe ridare un minimo di dignità alla nostra Assemblea. Sì. No, il voto segreto prevale sul voto palese. Dico, se devo rispettare il regolamento, li rispetto sempre, non li rispetto mai. Dico, per quanto sono convinto che il voto palese va in un modo e il voto segreto andrà in un altro. Al netto di questo, però, i richiedenti c'erano, sono 7, ma quello dell'onorevole Balsamo non è corretto ed è venuto qui in presidenza a dirmelo, quindi devo ripetere la votazione, la verifica per i richiedenti. Ricordo che per il voto segreto ne servono 7. Sì. Emendamento non ce n'è. Emendamento è quello di De Luca, non ce n'è il subemendamento. Sì, faccio. L'onorevole Cracolici ha indirizzato il suo ragionamento alla Presidenza specificando le ragioni dell'inammissibilità del subemendamento mio. Io voglio specificare, onorevole De Luca, io conosco il regolamento, io voglio specificare che il subemendamento mio mirava a correggere un emendamento che abrogava un'altra legge e non questa. Per questa ragione l'emendamento sarebbe stato assolutamente ammissibile. Lo dico ai fini del verbale. Se la Presidenza dell'Assemblea conferma
l'inammissibilità del mio emendamento, io ne prendo atto, ma so che è una forzatura e così rimane per il verbale. Sulla scorta del fatto che gli emendamenti soppressivi sono emendabili solo dal presentatore, abbiamo reso inammissibile questo emendamento. Va bene? Va bene. Andiamo avanti. Dobbiamo mettere in votazione. Dico, abbiamo perso un'ora e mezza per parlare di questo tema. Potremmo... Verifica dei richiedenti. La ripete? Il voto segreto. Non lo so, l'onorevole Miccichè ha chiesto il voto segreto. In tutti i casi dobbiamo vedere se è appoggiata. Veda se è appoggiata. È aperta la verifica. È aperta la verifica? Ah, ha chiesto la parola, ci scusi. Allora, Presidente, io ho parlato chiaramente, ho dato il mio pensiero su quello che si sta facendo, che considero un fatto abominevole. Ma sono d'accordo con l'onorevole Burtone. Mi piacerebbe farlo palese, una questione di questo genere. Ma hanno tutti paura. Parliamoci chiaro, perché la paura non è quella nei confronti della giustizia, hanno paura nei confronti della demagogia, perché tutti saremmo aggrediti persona per persona. E quindi anche se ha ragione Burtone, col voto segreto, se passa, siamo aggrediti in blocco, diciamo. L'unico dichiarato è Miccichè che ha chiesto il voto segreto, tutti gli altri tutto ammucciati. Per cui io capisco bene quello che dice Burtone. Io sarei disponibile a rinunciare a un voto segreto solo in un caso, nel caso in cui la Presidenza chiuda l'argomento, ma chiude l'argomento senza ordini del giorno. Se la Presidenza chiude l'argomento e non si presentano ordini del giorno, quindi abbiamo fatto un dibattito, ci siamo chiariti chi è persona che ama la demagogia e chi è persona che non la ama, e si chiude l'argomento. Se no lo bocciamo col voto segreto. Poi ci prenderemo la merda in faccia di tutta la gente, dei giornali, che possiamo fare? Quindi io mantengo il voto segreto, a meno che il Presidente non mi dica: guardi, abbiamo fatto un dibattito, avete ragione, non è il momento di poter parlare di questa cosa, ne parleremo la settimana prossima. Onorevole Miccichè, io non posso precludere gli ordini del giorno. Lei, voto segreto. Che cos'era? L'emendamento? Voto segreto. Se lei se ci dovranno essere 7 deputati in totale che appoggiano. E spero che ci siano. Non lo so. Intanto la verifica è aperta, è stato richiesto voto segreto per la 2, 3, 4. No, ma sono 6. Se c'è l'ultimo, se no devo chiudere. Può chiuderla. Dammi poi un verbale. Va bene, la votazione è aperta. Chi vota per l'emendamento di De Luca vota verde, chi vota per l'emendamento, chi vota contro vota rosso. Chi vota per l'emendamento di De Luca, ovvero per la soppressione del beneficio dell'Istat, vota verde, diversamente vota rosso. La votazione è chiusa. Contrari 29, favorevoli 24, è respinta. Sì. E mi devi dare i richiedenti, per favore. Sì, qua sono.
Onorevole Arrigo, lei risulta. Cosa dobbiamo votare dopo 2 ore del nulla? Andiamo all'altro blocco degli aggiuntivi. No, ma sì, che cosa? Un secondo preciso, Luigi, non diseccare. C'è un secondo blocco degli aggiuntivi. C'è aggiuntivi 2 nel fascicolo fuori sala. L'onorevole Sunseri, prego. Grazie Presidente, ma semplicemente per, come dire... Ma 2 secondi, scusate. Ma no, guarda, onorevole Laccotta, 2 secondi, io non rubo, a me non piace, diciamo, non prendo solitamente lezioni da parte di nessuno se non dai miei genitori e non li prendo neanche dall'onorevole De Luca, che se avesse votato avrebbe fatto approvare la norma da lui proposta. Oggettivamente forse c'erano i numeri. Va bene, adesso portiamo in votazione gli aggiuntivi 2. Cos'è? Aggiuntivi 2. Presidente, possiamo fare firmare il verbale e poi fare le fotocopie? Tenga, poi mi dà una fotocopia. Allora, vedo che siamo più effervescenti. Metto in votazione l'emendamento A185. 185. Aggiuntivi 2. Parere del governo? A185. Allora, facciamo una cosa. C'era un silenzio prima. Scusate, un attimino di pazienza. Assessore, questo... Scusate, ci sediamo un attimino, ragazzi. Per favore, ci sediamo. Assessore. Benissimo. Allora, siamo agli aggiuntivi. Il fascicolo si chiama aggiuntivi 2. Siamo all'aggiuntivo. Scendi giù. Aggiuntivi 2, là ce l'hai. Aggiuntivi 2. A185. Parere del governo. Parere della commissione. Favorevole. Onorevole De Luca, prego. Gli emendamenti, volevo vederli. Le ho detto che sul tablet c'è un fascicolo emendamenti aggiuntivi 2. La 185, c'è parere del governo e della commissione favorevole. Ha bisogno ancora di tempo, onorevole De Luca? Onorevole De Luca, l'ha trovato? Posso metterlo in votazione? Sì o no? Uno dice sì, uno dice no. È una norma tecnica del governo. Allora, mettiamo in votazione Quale stiamo mettendo in votazione? la 185. Mettiamo in votazione la 185, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. A186. Sull'ordine dei lavori ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca. Prego, onorevole. Avevamo presentato degli aggiuntivi, volevo capire perché non ci sono. Dove sono gli aggiuntivi? Allora mettiamo in votazione la 186, parere del governo.
Ah, è del governo, scusa, Favorevole. parere della commissione. Favorevole? Mettiamo in votazione la 186, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. A 187, mettiamo in votazione la 187, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Mettiamo in votazione la 231, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Mettiamo in votazione a 232, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Mettiamo in votazione sul 233? C'è una riscrittura sulla 233. R. C'è una riscrittura sulla 233R che mettiamo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. È sul tablet, ce l'avete tutti. L'abbiamo già votata la riscrittura. Allora mettiamo in votazione la 235. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Mettiamo in votazione la 236. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Ultimo, mettiamo in votazione la 237. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Credo che abbiamo finito tutti gli emendamenti. No. C'è l'ultimo emendamento che è la 238R che trovate sempre sul tablet. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Ora torniamo al fascicolo. Torniamo al fascicolo. Articolo 127. Dobbiamo votare l'articolo 127. Sì, c'è un emendamento del governo, 127.5. C'è un emendamento del governo che è il 127.5 che è nel fascicolo. Mettiamo in votazione l'articolo 127. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. 128, articolo 128. È al testo il 127. Il 127 è al testo. È l'approvazione della norma. Articolo 100. Rispetto agli allegati. Ma non è una cosa che non potevamo votare. C'è un errore. Votiamo l'entrata in vigore della norma, l'articolo 128, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Adesso abbiamo due emendamenti ex 117. Emendamenti ex 117 Correzioni formali. sono semplicemente delle correzioni. Sì, e sono 117 reg e 117 reg 2.
Sono il 117 Reg che mettiamo in votazione. Chi è favorevole resti seduto e chi è contrario si alzi. È approvato. E poi c'è il 117 Reg 2. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. A questo punto possiamo dare il voto finale alla legge. Scusate colleghi, dobbiamo dare il voto finale alla legge e poi sospendiamo 5 minuti d'orologio. Chiedo ai colleghi di Zitelli, Galluzzo, dobbiamo votare la norma. Siediti. Va bene, ricordo che dopo il voto finale invito i colleghi a rimanere perché dopo la Giunta dobbiamo votare la manovra. Te l'immagini? Allora, che dobbiamo votare? Dobbiamo votare la legge, dare il voto finale. Finale sulla legge, sicuramente dobbiamo votare col palese nominale. 45, la finanziaria è 45. La finanziaria è 45, sì. Votiamo. 240. Ok. Possiamo... Chiaramente verde. Votazione nominale. Votazione palese nominale. È aperta la votazione. È aperta la votazione. No, è l'appoggio quello forse. No, non tiene appoggio. Ok, sì, giusto. Si sta semplicemente votando la legge, niente di che alla fine dico. La votazione è conclusa. 35 favorevoli, 22 contrari. La legge è approvata. Sospendiamo 5 minuti. Invito i colleghi chiaramente a rimanere in aula. La seduta riprende. È arrivata la nota di variazione approvata dalla Commissione Bilancio che ha espresso parere favorevole, pertanto la mettiamo in votazione ed è approvata. C'è un emendamento 117 sul bilancio. 117. Devo fare una precisazione invece sul voto di De Luca, perché questa legislatura che è fatta di doppioni purtroppo nel verbale ha invertito i nomi, però ci tengo a precisare che l'onorevole Catenò De Luca avesse estratto il tesserino anche se nel verbale figurava diversamente. La nota di variazione della Commissione Bilancio. Ora c'è il 117 bill che è un 117 sul bilancio. Adesso c'è il 117 bill. Che è un emendamento 117 sul bilancio. Nei fuorisacco trovate il 117 bill. Che dobbiamo fare? Allora votiamo il 117 bill. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. Approvato. Gli ordini del giorno presentati sono accolti come raccomandazione tranne il 42 che è precluso. Se non lo vuoi dire lo consideri precluso. Gli ordini del giorno che sono stati depositati sono accolti con raccomandazione. Tenga. Non ho capito. Non ho capito. Vuole intervenire l'onorevole Burtone, prego.
Presidente, io ho presentato un ordine del giorno che ritengo importante perché riguarda il campo della disabilità, delle associazioni non profit, il campo della riabilitazione di soggetti che hanno patologie neurologiche gravissime. Ma penso che sia inserito, onorevole Burtone. No, e quindi però chiedo che il governo si pronunci, non voglio raccomandazioni, chiedo se il governo accetta o no. Quindi raccomandazioni io personalmente non ne accetto. Sta parlando... Non ne accetta Cracolici? No. Poiché manca l'assessore Volo, per quanto sia apprezzabile ed è apprezzabile, lo accettiamo come raccomandazione. Va bene. Allora, onorevole Burtone, gli altri dove non c'è la sua firma sono accolti con raccomandazione. Il suo lo mettiamo in votazione, va bene? Bene. Ci sono 50 ordini del giorno, se volete li voto a uno a uno. Se volete li voto a uno, io problemi non ne ho, tanto... già l'abbiamo detto. È precluso. Prego, onorevole Schillaci. Grazie Presidente. Scusate un attimo, Presidente, no, semplicemente per dire che come si tratta di ordini del giorno che erano degli emendamenti discussi in Commissione, che erano stati apprezzati grazie anche alla sensibilità dell'assessore Albano, io chiedo al Governo di pronunciarsi perché si tratta del potenziamento dei consultori familiari che credo sia di assoluta importanza per la questione sociale che avremo a breve e anche dell'istituzione dello sportello sulla disabilità che la rincorriamo da anni in anni che non è mai stato istituito. Quindi pregherei per favore il Governo di pronunciarsi su questi due. Governo si pronuncia? Governo, assessore Falcone. Mario. All'Albano? Assessore Albano. Come raccomandazione. Onorevole Burtone, un secondino. Non accetto come raccomandazione. Prego, assessore Albano. L'avevo votato già. Onorevole Schillaci, sì. Lo accetto come raccomandazione. Grazie, perfetto. Che dobbiamo votare? No, dobbiamo dare il voto finale solamente e poi ce ne possiamo andare se volete, però non è necessario. Potremmo fare una capigruppo eventualmente e decidere. C'è un aggiuntivo di Di Pasquale? No? E l'ho capito, perché non si va a sedere, onorevole Laccoto, e vota. Prema il bottoncino. Mettiamo in votazione. Qual è l'articolo? Stiamo mettendo in votazione il 244. Dico, se l'onorevole Lantieri si vuole sedere, anche Turano. Stiamo mettendo... Dobbiamo votare. E vai a sederti, no? La votazione... De Luca, la votazione è aperta. Verde. Verde. La votazione è conclusa.
Favorevoli 38, contrari 24. È approvata. Va bene, grazie. Più che altro grazie agli uffici che ci hanno sostenuto fino a quest'ora. La seduta si riaggiornerà a data da destinarsi, non troppo tardi, massimo 10 giorni. Sì, massimo 10 giorni. Grazie, la seduta è conclusa.